Amici Bellini, anticipiamo perché devo, devo sentirvi sfogare. Io sto bene, ma sono sereno in realtà. Ero sereno. Partire nessuno. Sicuro? Sono sicuro. Grande raspa! Ma serio. Piccolo poi non tanto, no, perché è enorme. Come è enorme la mia community, con 100 like preventivi straordinari. Fatemi centrare la telecamera. Allora, come vi sentite? Perché quante volte mi avete sentito dire queste sono le mie partite preferite per fare l'analisi perché torni a casa con i 3 punti. L'ho detto un po' troppe volte. Stavolta, cioè, torni a casa con i 3 punti e puoi poi analizzare cose dove si può migliorare e si deve migliorare. Mi sa che l'ho detta tante volte e quindi vuol dire che tante volte avremmo dovuto migliorare delle cose e non sempre l'abbiamo fatto e dobbiamo essere onesti. Nell'entusiasmo della vittoria è chiaro che uno sta tutto felice e c'è un clima sereno e mi fa piacere, però la sofferenza vista contro il Monza è un po' preoccupante. Ma tant'è, oggi arrivato a questo punto del campionato c'è poco da fare, sono finali che devi vincere e basta. E vediamo se si può fare. Esatto, proprio una questione di... Poi lo dice proprio Spalletti, mister, proprio lei. La prego di non infierire perché è vero. Manca un po' di qualità, nonostante, capito, tu hai iniziato con il doppio play, quindi l'idea di palleggiare un poco meglio. Il giro palla è stato lento. Bah, leggiamo un po' le vostre considerazioni. Che ansia! Comunque Rafa Marini non mi è dispiaciuto del tutto, salvo solo McTominay e Raspadori. Caro Antonio, Rafa Marini è sicuramente un tema. Io con gli amici del gruppo Telegram ne ho parlato a fine primo tempo e mi son detto, non... forse è stato il miglior... fino a quell'azione che fa Castrovilli, dove là si squaglia un pochino e di conseguenza perde un attimo la fiducia e gli arriva poi il giallo subito dopo. Fino ad allora era stato pulito in impostazione, era stato preciso nella chiusura che fa su quel cross. Era piaciuto, addirittura mi sono sentito di dire il migliore del Napoli del primo tempo, senza poi quel giallo, è stato proprio Rafa Marin. Perché mi guardo intorno e Di Lorenzo nel primo tempo, pure nel secondo così. Rachmani alla fine risulta che abbia giocato bene perché parecchie chiusure. Support from Keep Racism Out. Oh, questo è Alberto e devo subito andare a vedere. Io vi avevo detto che devo ancora sistemarlo, Alberto, il sistema. Però ti posso ringraziare già e posso andare a vedere manualmente cosa mi hai scritto e te lo leggo subito, caro amico mio, grazie mille. E dovrebbe uscire la scritta però, non va bene, non va bene. Vediamo un pochino se riesco a farlo al volo. Usate le altre cose se volete. Parole pesantissime di Conte. Ma ti stai riferendo, caro Alberto, alla conferenza di adesso o a quella che abbiamo passato? Perché quella là, ovviamente, l'abbiamo commentata così. Se ha già parlato, penso che abbia già parlato, potete, ti ringrazio sempre, potete incalzarmi sulle parole di Conte del post partita. Quindi grazie infinite Alberto. Conte ha detto che gli infortuni sono colpa dei campi di Castelvolturno. Veramente.
I numerosi infortuni derivano dai campi di Castelvolturno. Bam. Ok, una bella botta. Poi è chiaro che adesso siamo nel periodo dove Conte accampa scuse perché si è rigirata tutta l'Italia e io per questo faccio il video dove dico: Conte, hai dato un assist alla stampa che ci vuole C'è della live in questo Support from supporto. Salvatore andava Falanga. Salvatore Falanga. Ma io qua posso toglierlo la buongiorno al volo? Sì, lo posso togliere, vedi? Al volo proprio. Conte intervista. Chi prende Conte va per lo scudetto o per il secondo posto, non per l'Europa. Intervista epica. Come al 1900%. Come al 1900%. Aspetta, qua dobbiamo capire di cosa si tratta. Nel frattempo recupero anche il Salvatore Falanga, che posso leggere così e vi leggo tutti. Quindi, ok, Alberto, ti ho visto, quindi intervista dopo partita, e diventerà più importante dell'analisi tattica, perché a oggi l'analisi tattica è facile. Salvatore dice: giro palla lentissimo, soprattutto nel primo tempo. Esatto, il giro palla, sentirete la reaction, dico proprio la stessa cosa. Complice magari anche la compattezza del Monza. Marini in crescendo, McTominay 7, Raspadori 6,5, tutti gli altri 6 politico, anche se alcuni meriterebbero un bel 5. Senza, li faccio i nomi, li faccio: Politano, Oliveira, Di Lorenzo, eccetera, eccetera. Grazie mille, Scala Mazzarri. Grazie mille, un altro amico che mi ha scritto in privato. Grazie mille, Tore. Recuperiamo, quindi va a finire che diventa più importante dell'analisi. Chi prende Conte va per lo scudetto o per il secondo posto, non per l'Europa. Intervista epica al Milan 100. Ma qualcuno stava scrivendo invece sul gruppo che queste parole erano di apertura. Andiamo a capire. Lo streambot a posto. Senza i presupposti, ai giocatori ci saluta. Conte sta salutando. Ok, ma non è, dobbiamo capire bene. Conte ha spiegato a DAZN le sue parole. A mio avviso ha avvisato la piazza che De Laurentiis non ha rispettato nemmeno un minimo delle promesse fatte. Poi qualcuno dice: non è vero Valerio. E infatti io lo sapete che quando mi scrivete le parole di Conte io le commento, però poi le voglio anche ascoltare. Ha parlato il mister, dice di non avere i mezzi per soddisfare le aspettative della piazza, ma da lui c'è apertura massima. Ok, qui c'è apertura massima. Neres infortunio al soleo, colpa dei campi a detta di Conte. E questa è una cosa che verrà sottolineata, perché vi stavo dicendo è il periodo dove tutta Italia improvvisamente si è svegliata e si è ricordata che Conte è uno di quelli che si lamenta. Ma c'eravamo di vedere, Conte fa così, è inutile che vi sorprendete, Conte fa così. I più attenti che stanno sul canale da un sacco di tempo, mi permisi di dire una cosa: non dare alibi a Conte, perché Conte poi diventa chiagnazzaro e diventa quello che scarica anche, e io ricordo questa riflessione quando stava all'Inter, anche quando ti fanno una squadra all'altezza, lui comunque dice ma no, mi lamento perché non è quello che volevo, eccetera, eccetera. Quindi siamo partiti da questo presupposto, senza ideologia. Poi il lavoro di Conte sul campo lo abbiamo analizzato partita dopo partita, ci sono cose che si possono fare in più. Lui ha sicuramente scelto di prediligere una tattica più prudente per non prendere imbarcate, per risolvere anche mentalmente che erano i problemi dell'anno scorso. I risultati, i punti sono arrivati e quindi stiamo lì con il fieno in cascina che ce la stiamo giocando. Per fortuna, perché altrimenti saremmo proprio così. Santo Scott, alibi a Iosa, il risultato solo merito suo. No, infatti no, non è giusto dire così, ovviamente. Io do il merito a Conte di aver tenuto tutto, aver recuperato alcuni di quelli che sembravano irrecuperabili l'anno scorso, aver costruito una squadra abbastanza solida, perché poi alla fine siamo la migliore difesa e questo varrà qualcosa. Una difesa dove Buongiorno è mancato per tanto tempo, quindi anche facendo necessità virtù con Juan Jesus, eccetera, eccetera. Quindi poi andiamo a vedere quello che si è speso, perché oggi hanno fatto i conti della serva, a quello che si è speso per Conte, a quello che non si è preso, e poi guardiamo anche la rosa nella sua interezza, perché arrivano gli infortuni, ovviamente devi poi utilizzare quelli della panchina, che hai utilizzato di meno e quindi non li conosciamo.
E va bene, vi recupero doppio play. Speravo meglio, troppo lenti e prevedibili. Ste conferenze mosce o piccate si riflettono sulla squadra. Partita horror quasi quanto la dichiarazione di ieri. Sì, e Valeri mi faceva notare anche Angioletto che un'altra delle conferenze. Tu poi Angioletto non lo sai, ma io do per scontato che voi sapete che Angioletto è il mister, il mio punto di riferimento calcistico da quando eravamo bambini. Che fece questa conferenza con questi toni anche pre-Como. E io adesso devo andare a ricordare. Comunque, non. Arrivano notizie da Enzo Carbone. Aspetta, quindi mi sposto velocemente da questa parte per poter leggere insieme a voi, ci sono un sacco di vocali. A Napoli sto alla grande, ma non sono stupido. Chi mi sceglie deve puntare allo scudetto, la Champions non basta. Vedi com'è diverso poi quello che dici, perché se tu per tutto l'anno dici no, a me mi hanno chiesto di andare in Europa e allora tu già là, se in sede di contratto, no, De Laurentiis ti dici tu basta che mi porti in Europa, non ci interessa nessuno scudetto, non ti preoccupare, e tu là ti devi rizelare, non devi firmare. Non devi firmare assolutamente e devi dire no, ma quale conference, quale Europa? E tutto quello che tu dici poi durante l'anno, no, a me mi hanno chiesto la conference, nessuno scudetto, così. Poi inciampa il Milan, inciampa la Roma, inciampa la Juventus, tu resti attaccato, anzi sei stato primo in classifica più dell'Inter quest'anno per un periodo, e a quel punto poi tu parli viene in cascina, allora vuoi lottare per lo scudetto. Lo sappiamo che è molto contraddittorio nelle sue cose, non c'è dubbio. Bah, leggiamo altre cose. Ma Jack avrà pure i capelli come tuo zio, ma stasera come mio zio. Ma stasera è entrato come. No, ma non era mio zio, era. Chi era? Jack. Era Felice Sciammocca. Era il. Come. Non mi ricordo, perché poi Angela è fortissimo con la memoria, anche le cose che io dico non me le ricordo. Ha detto proprio che aspettiamo a cambiarli questi campi, tutti questi infortuni al soleo. Comunque a livello di stress questa stagione vale per 4, forse vale anche per il mister. Questa è una riflessione, caro Filippo, eh? Questa è una riflessione da fare, perché si dice sempre che Conte spreme i suoi giocatori e il ciclo è breve perché poi non si può portare avanti a lungo termine questo tipo di gestione. Teniamo presente che oltre allo stress fisico e muscolare c'è anche uno stress mentale di una stagione che può diventare entusiasmante, vincente o pesante a seconda di come finisce. Quindi questa è una riflessione da fare anche in sede di mercato, capire, cercare di intuire se ci sono dei giocatori che sono arrivati a fine ciclo, capire quanto riesci a spendere, considerando, ecco perché poi il video che io vi faccio sulla questione, sulla gestione economica e finanziaria, e oggi De Laurentiis ha parlato di nuovo e ci ha detto delle 18 location. Il centro sportivo è una cosa imprescindibile. Adesso è stato chiamato in causa da Conte anche per quanto riguarda gli infortuni, perché qualcuno si poteva anche chiedere ma che ce ne frega del centro sportivo. E vuoi vedere allora che gli infortuni di Rongoni hanno dato la colpa a Rongoni, ma il problema era i campi? Oppure è una grande scusa di Conte che dice una cosa per non dare colpe al suo staff, e ognuno si difende in qualche modo. Posso mai io dirvi so qual è la verità? Mi rifiuto categoricamente di trovare una responsabilità nel senso, perché non ho proprio idea. 10 like, ne mancano tanti all'appello. Sì, siamo tipo 500, quindi dobbiamo arrivare come minimo a 450 like adesso. Max, sono d'accordo. Puoi leggerci qualsiasi cosa, inutile avere la presunzione di sapere a cosa si riferiva, a chi stava criticando. Tiene la porta aperta, e questo già sono d'accordo, Max. Sono d'accordo su questo, perché veramente poi tutto può essere. E molti hanno anche letto le parole della conferenza pre, come il solito Conte che avverte la piazza, avverte non necessariamente che se ne sta andando, ma avverte e dice se le cose non cambiano, io ho fatto debiti con la bocca con i tifosi, se invece mi rendo conto che non ci sono le possibilità di fare delle cose, è come chiamarti il bluff. Se tu dici fammi vedere se lo fai, altrimenti ho ragione io.
e quindi una spinta, una richiesta di uno sforzo poi sul mercato per non farsi trovare impreparati come è successo a gennaio. Andiamo verso i 300 like. Mi saluti Pietro, ti saluto con gioia dal Belgio. Il Napoli è da scudetto. Guarda, io non riesco dopo una partita del genere, dopo tante partite onestamente, di dire il C'è Napoli della live è in da questo scudetto. supporto. Senza voce si torna contenti. ADL spend money. Ah, Nicola, tu stavi là. Giustamente, sei vicino di casa. Hai ragione, grande Nick. E anche Alessandro era andato là, chissà se vi siete visti. Un abbraccione, grazie mille. E grazie mille. Eh sì, dobbiamo farlo contento Conte o chi per lui, ragazzi, perché qua non stiamo parlando di solamente di Conte, qualsiasi cosa succede perché la squadra bisogna farla sicuramente. E per quanto riguarda il Napoli è da scudetto, dopo una partita del genere, è difficile dirlo, però stiamo lì. E la realtà dei punti e dei numeri stiamo lì. E se l'Inter decide di prendersi una pausa, scivola su una buccia di banana e vediamo se Italiano non l'ha fatto solo con noi, la grande prestazione, perché poi dopo cade con l'Atalanta, e vediamo, perché ricordate Italiano, arbitro dello scudetto, Atalanta poi si è fatta fuori da solo. E se Italiano riesce a dare un po' di fastidio anche lui, non sarebbe male, e allora uno alimenta il sogno. Squadra da scudetto oggi con il Monza mi fa vedere più approccio, mi fa vedere più convinzione, più velocità, anche più ferocia, anche una partita un po' più sporca, no? E io lo dico nella reaction, qua servirà pazienza, perché il Monza, a differenza dell'Empoli, non ti viene a prendere alto, non ti viene poi a dare, se esci bene dal basso, la libertà di Lukaku 1 contro 1 e il McTominay che ha le praterie. No, il Monza ti aspetta. Il Monza è stato lì guardingo, chiudendo tutte le cose, ti lascia il possesso palla volentieri e tu devi essere molto più veloce, devi fare quegli scambi, sovraccarichi sulle fasce. Quindi sotto questo punto di vista, proprio a livello di sviluppo di gioco, è stata una partita molto deludente. Per fortuna, ecco, quello che mi è piaciuto è che io avevo chiamato Raspadori addirittura al 45esimo. Lo vedrete nella reaction. Per fortuna però non si aspetta all'80esimo, ma Raspa entra al 64esimo. E lì, ovviamente, il Napoli c'ha un'arma in più di sviluppo, di tocchi di prima, di sponde, una seconda sponda, perché oggi Lukaku gli arrivava poco il pallone ed era un po' più statico. Più sponde le ha potute fare un po' più dietro Raspadori, si scompagina un po' il Monza e arriva poi il gol di McTominay, che poi alla fine ti serve uno stoccatore. E si può dire un pochino anche la complicità di Turati, perché è andato un pochino nelle farfalle. Però il calcio è anche così, quante partite anche l'Inter le ha recuperate in quel modo. E va bene così. Leggiamo altri messaggi. Secondo me questa preparazione di Conte può sopportare oltre 3 competizioni. È una preparazione da grande squadra di Premier. Basta sentire le famose dichiarazioni di Oliveira. Danilo, e qua, a parte quali dichiarazioni di Oliveira, fammi capire di cosa intendi e che significa questa preparazione può sopportare oltre 3 competizioni. Noi 3 ne avremo, quindi oltre non si deve andare, devi essere capace di non uscire dalla Coppa Italia. Conte è uscito volontariamente dalla Coppa Italia, e non è la questione della preparazione, è la questione di quanti giocatori hai da far rientrare nelle rotazioni, perché se ne usi sempre 13 non arrivi da nessuna parte, fidati, perché poi coi campi di Castelvolturno o non i campi di Castelvolturno gli infortuni arrivano e non fa altro che 3 competizioni. Dobbiamo stare molto attenti. Dimmi se riesci le dichiarazioni di Oliveira e ne parliamo. Se Turati resta in bravo, quello stavo dicendo. Ci intossichiamo. Detto questo, forza Napoli, buona Pasqua a tutti. Jack si è fatti i capelli come mio zio. L'avrò detto, Angelo, non lo so. È vero, perché c'ha questo taglio un pochino alla Scarpetta. Ecco, a me ricordava, ma Scarpetta lo dissi per gli occhi, che è come se avesse un ulteriore, un trucco, un mascara sotto gli occhi che sembra Scarpetta quando faceva gli spettacoli a teatro.
All'Inter il primo anno in questo periodo gli prendevano Hakimi, noi Marianucci. Può essere che si aspettava anche qualche movimento. C'è della Ragazzi, live in Marianucci questo supporto. non lo dobbiamo. La mascotte McTominay, grande Giorgio. Il sogno continua grazie alla nostra mascotte McTominay. Grazie mille Giorgio, sempre brillante. Marianucci, noi come Conte non lo deve considerare un acquisto di rinforzo. Marianucci è uno di quelli che viene preso in prospettiva, sono delle scommesse che il Napoli fa tutti gli anni. Cioè un giocatore giovane che poi non ti entra nelle liste e che lo puoi fare così. L'abbiamo fatto con Nathan, non è andata poi benissimo, l'abbiamo fatto quest'anno con Rafa Marin. Io mi sto convincendo, visto le ultime cose, che se devi prendere un giovane, devi prendere uno di talento che gioca in avanti e ti giochi la carta come te la sei giocato con Kvara. I difensori devono avere un po' più di esperienza, altrimenti alcuni allenatori non si fidano. Marianucci è un esempio, ma il Napoli dovrà fare molto di più, perché riecheggiano quelle parole, non so se le ha dette veramente, ma sono girate. Mi avete promesso Gilmour, non vi potete presentare con Arthur, se sono vere. Insomma, alla fine abbiamo visto che Gilmour riesce a reggere le partite, oggi non brillantissimo, però in altre occasioni si è fatto rispettare. Se Conte andasse via, che tipo di figura vorresti? Non nomi ma tipologia caratteriale. Ci sarà un vuoto pneumatico sacro, sia quel pelo da cui non cadremo. Grazie, insomma. Allora, la caratteristica principale è che sia scafato, nel senso che abbia... che sia credibile calcisticamente per il gruppo, perché il gruppo deve guardarsi intorno e deve dire questo ne capisce, quindi cominciare bene come cominciò bene Spalletti, così il gruppo si fida e lo segue. Quello che è successo con Garcia va evitato a tutti i costi. Poi contemporaneamente credibile anche a livello mediatico, perché io sono convinto che uno con le spalle meno larghe di Conte avrebbe fatto fatica. Adesso escono un pochino più di rimostranza nei confronti del mister, ma il periodo che abbiamo passato con pochissime vittorie, un altro con spalle meno larghe e con meno crediti nei confronti del suo passato e della sua carriera, avrebbe sofferto quel periodo onestamente lì, e non ce lo possiamo permettere, perché sappiamo come la piazza di Napoli, che ha una sola squadra, non ci possiamo nemmeno dividere a fare le guarattelle Roma-Lazio, Torino-Juventus, Milan-Inter, cioè la prendiamo solo con uno, ci dividiamo tra di noi e facciamo il derby tra di noi, e quindi subito Conte out, Italiano out, De Zerbi out, Palladino out, Baroni out, Pioli out, Allegri out. E non si può fare, non ce lo possiamo permettere. Abbiamo preso Conte per riprenderci subito, benissimo. Se non si può continuare con Conte, serve mettere in piedi un progetto che però debba essere difeso sul serio e portato avanti per un po' di anni, altrimenti si ha sempre la sensazione di navigare a vista e di sperare che vada bene, però senza il progetto a lungo termine. Secondo me bisogna farlo. Il duo Conte ADL mi ha sempre dato l'impressione di duetto che può scoppiare da un momento all'altro. Indubbio, due vulcanici. Conte ha stufato, 5 partite e via questo gobbo da Napoli. Ma che cosa vi dicevo io? Quando si faceva il nome di Conte io ancora non ci credevo. Date un po' di tempo, che adesso non si può giocare a calcio se solo Conte. Intanto, quando poi le cose non dovessero andare bene, si tira fuori il suo passato, si tira fuori il fatto che lui accampa scuse. Detto prima, non c'è bisogno. Perché poi noi siamo anche così. Basta vedere la fine che fa Kvara agli occhi della maggior parte dei tifosi. E vi dissi anche, dategli tempo che attaccheremo anche Neres. Ed è successo noi qua. Quindi figurati se Conte era esente. Però è durato di più. Domanda importantissima: ti sei mangiato il casatiello? No, però ho trovato un panetto che è una sorta di... che fanno qua al supermercato vicino casa, che è una sorta di panino napoletano.
e quindi ci stanno un po' di salumi dentro, c'è del formaggio asiago e quindi faccio finta che sia un tortano, ma non lo è, insomma, va bene così, ci arrangiamo che dobbiamo fare. Forza Napoli sempre, vale i vocali, ti devi calmare Fabio Versatile perché mancano 5 minuti, lo dovresti sapere oramai, 30 minuti di messaggi a raffica e poi si parte con i vocali. Questo copo, come vedete, ci sta facendo lottare per il traguardo massimo. Vox Populi, Vox Dei. Nei vari social è un plebiscito di lamentele dei tifosi napoletani e siamo primi. C'è qualcosa di molto grave, ma prova a dirlo tu cosa è. E cosa è? E c'è la disconnessione, c'è il fatto che la paura è che bisogna ricominciare da capo, c'è la convinzione e anche la consapevolezza, perché poi noi non siamo mai stati, signori, troppo risulta tristi, non lo siamo mai stati, siamo sempre stati un popolo che alla fine per anni si è anche accontentato di giocare bene e di vincere quelle 2 o 3 partite chiave senza lottare per niente. E abbiamo visto delle cose, insomma, abbiamo visto un calcio importante. Poi c'è stato anche quel passaggio fondamentale, quando Sarri col bel gioco non vince, dopo 3 anni comunque non vince nulla, e allora uno dice ok, voglio anche convincermi che col bel gioco non si vince e accetto anche un non gioco che però mi porta alla vittoria per la prima volta. E no, perché con Spalletti C'è della live in questo supporto. abbiamo vinto giocando bene e dominando tutto il dominabile. Ma ecco perché, vedi, Virgilio dice è strano, abbiamo vinto e sono triste. È un po' tutto questo che ci stiamo raccontando. Perché non ti dà la sensazione. Allora, io lo sapete, faccio sempre, grazie Virgilio, mi dai il motivo di ricordare una cosa. Io a fine partita cerco sempre di registrare la reaction dei giocatori subito a fine partita, quando si abbracciano, quando vanno a salutare il pubblico, eccetera. È durata pochissimo questa volta su Paramount Plus, sono partite di pubblicità, non lo so se riuscirò a recuperarla, ma ho visto uno Scott McTominay, l'unico che ho notato è che così non è stata finale partita, vai. Non ho visto subito una felicità dei 3 punti. Oh, stiamo parlando dei 3 punti dell'aggancio, dovrebbe esserci un entusiasmo pazzesco. E invece ho visto Conte che scappa negli spogliatoi. Scott McTominay che dice proprio, scuote la testa e dice così no, così proprio ci è voluta la mano del Signore. Quindi c'è la consapevolezza, secondo me, anche da parte dei giocatori del Napoli, non solo da parte dei tifosi, che è molto dura e che bisogna fare molto di più per provare a fare questo filotto pazzesco, perché questo era l'ostacolo più basso, proprio a livello di classifica. La squadra più scarsa, oramai retrocessa, che non riesce a vincere, ha vinte 2 in tutto il campionato, e comunque siamo stati in apprensione, abbiamo avuto paura, abbiamo avuto difficoltà a segnare. Quindi stiamo dimostrando un po' di fatica, il famoso amma fatica, che poi si trasforma in fate fatica da parte di Conte nei confronti dei giornalisti e diventa poi un tutt'uno con la fatica che sta facendo il Napoli per rimanere lì aggrappato a questo sogno. Giovanni, comunque c'è una cosa che forse è passata in sordina. Conte ha anche detto che i ragazzi sentono molto la pressione di questo testa a testa, che è una situazione nuova per molti di loro. E questa è una considerazione giusta, perché anche quelli che ci raccontano, è vero, però ogni volta che si dice il Napoli è favorito perché ci stanno 10 giocatori dello New scudetto. Ko-fi subscription from Claudia. Ah, vedi? Questo non è supporto, questa è proprio la subscription. Claudia, grazie e benvenuta tra le amiche di Ko-fi. Un caffè. Poi dopo ci sentiamo tutti in privato, quelli là del supporto. Quando si dicono, no, quelli hanno già vinto lo scudetto, quindi sanno come si vince, ma hanno vinto in maniera molto diversa. Quindi questa è una cosa vera. Cioè il punto a punto, il lottare punto a punto, la fatica del sto avanti, mi rincorri, poi ti devo rincorrere io, devo sperare, guardo le partite degli altri, no, non la guardiamo, no, sono tutte finali. Insomma, sono dei discorsi che alcuni possono reggere, altri reggono di meno, e aggiungici anche una rosa che in questo momento è all'osso su certi ruoli, perché stiamo avendo delle defezioni importanti. Quindi è una pressione
comprensibile, che però ti fa dire non è che vai, il Napoli è favorito come qualcuno vuole raccontare, il Napoli è favorito perché le squadre sono scarse e quindi non c'è niente da dire, e quel video che ho potuto purtroppo postare solo per gli abbonati resterà negli annali. Spero di poterlo sbloccare per tutti, se no contattatemi in privato, ve lo mando in privato uno a uno e finiamola la cosa. Vuole rimanere, ma non ci sono i mezzi, come Benitez. In questi giorni sta girando un altro video di Benitez. Ricordate che ogni tanto, ciclicamente, ritornano le conferenze di Benitez, che fu uno dei primi a cercare di sviluppare una nuova mentalità europea all'interno anche della società. Prima uscì il discorso dei campi, adesso sta girando un video dove Benitez parla del turnover, fa la lezione, la famosa lezione del turnover, e ci dice anche scientificamente come loro calcolavano che certi giocatori non possono farle tutte consecutive, altrimenti arrivano più infortuni, e se ti arriva l'infortunio al giocatore necessario, magari il più forte della squadra, in un momento topico, che fai? E allora tu rischi anche magari una partita di non giocartela col tuo 11 preferito pur di non rischiare scientificamente di perdere i giocatori. Sono filosofie. Io non amo l'integralismo di chi le deve far giocare tutte agli stessi 11, come non amo quello che si è fatto in Coppa Italia, perché se li metti tutti insieme i panchinari li metti in difficoltà. Allora uno alla volta, solo uno. Si può fare 10 uguali e uno alla volta che riesci a inserire come pedino. Però ovviamente lo puoi fare se hai anche in panchina caratteristiche simili a quelle che è il tuo pensiero di gioco. Se metti un Gilmour al posto di Anghissà, devi giocarla in un altro modo, quindi la devi pensare in un altro modo. Se metti Simeone al posto di Lukaku, devi pensare la partita in un altro modo. Ecco che se tu vuoi fare questo tipo di gestione, devi avere una panchina congrua con il disco. Ecco perché poi non è che tu si fa il mercato, si deve fare comunque in combutta con quelle che sono le idee dell'allenatore, dello staff. Il calcio è semplice, il calcio è una bella materia. Siamo arrivati ai vocali e quindi mi sposto così mentre arrivano altre cose. Ringrazio Enzo che mi sta mandando il resto delle parole di Conte, però non scorre fino in fondo, quindi vado a recuperare un po' di vocali. Pastiamo da Massi. Buonasera a tutti e buone feste, buona Pasqua a tutti quanti. Uniche tre cose Canillo positive sono i 3 punti. I cambi che sono arrivati presto, secondo me si sono dimostrati decisivi ai fini proprio del cambio ritmo, e che oggi si mangia Casatiello. Io l'avevo detto. Aspetta. Si mangia Casatiello, esattamente. Ciao Vale, ciao raga. Partita onestamente veramente terribile, al pari della simulazione che hai fatto ieri, perché veramente proprio l'abbiamo ripresa quasi così, non ci sono stati 7 gol, ma il livello era quello, e almeno sono arrivati. Mannaggia, c'hai ragione, Vale, alla fine un gol di scarto, cioè la simulazione finisce 3-4, una cosa pazzesca. Con la sofferenza finale, io poi mi scordo, hai ragione. L'abbiamo ripresa quasi così, non ci sono stati 7 gol, ma il livello era quello. Più o meno. E almeno sono arrivati 3 punti che uno insomma ragiona con calma come sempre, però veramente una fatica bestiale, non si può fare sta fatica col Monza che ha preso 50 gol e passa e tu non gli riesci a fare manco uno. Insomma, cambi quantomeno sono arrivati in tempo e sono entrati anche abbastanza bene, perché comunque Anghissà ha deciso di entrare quantomeno con le pantofole. Raspa è entrato molto bene e oggi McTominay diventa McDomina, perché veramente se non hai uno come McTominay questa partita non la risolvi nemmeno né mai. Oggi ti devo dire la verità, Lobo raramente mi fa incazzare, ma gli ho urlato in testa almeno 2 volte su quella ripartenza dove c'era un corridoio per dare la palla di Lorenzo e lui si è fermato, ha perso un tempo lento come la morte, e l'ultima ripartenza finale era penso un 4 contro 3 forse, sì. Che ha temporeggiato e si è fatto prendere il pallone, veramente mi ha fatto chiastemmare oggi Lobo. E piccolo applauso a Rafa Marin che quel giallo non l'ha fatto diventare rosso, io sono soddisfatta. Tra l'altro, Valentina, il giallo di Rafa Marini io ho applaudito in reaction, perché un giallo... No, non quello, scusatemi, faccio un'errata corrige. Sul giallo no, sul giallo avrebbe potuto... È un altro fallo che lui fa su una ripartenza molto più presto, all'inizio del secondo tempo, che è un giallo potenziale, si poteva dare a termini di regolamento, ma a inizio partita l'arbitro difficilmente te lo dà. E quindi lì si è speso il fallo e mi è piaciuto perché si prende la responsabilità, fa il fallo, ferma l'azione, non prende il giallo, lo prenderà dopo, ma va bene. Era bene che poi non andasse
in difficoltà col giallo addosso, la paura l'avevamo un pochino tutti. E quindi è giusto, sì, sul Lobbo va approfondita la cosa, perché anche io ho urlato, specialmente nel finale, ho urlato sul Lobbo e su Anghissà nel finalissimo, che non riuscivano a tenere sto pallone. Lobbo è andato in crescendo nella seconda parte del secondo tempo, ha fatto più interdizione, ha tolto più palloni da mezzo, però poi anche lui un po' lento nel giro palla. Ecco perché io avevo detto così, ma sottovoce, perché non mettiamo Gilmour, McTominay e Anghissà? Ne facciamo saltare una al Lobbo. Avevo detto sottovoce. Ringrazio Claudia che su Kofi mi scriveva: la credibilità di Conte come allenatore è il motivo per cui siamo tutti feriti dalle sue parole. Ed è una riflessione secondo me corretta, e ringrazio Claudia. E mi fa riflettere anche sul fatto che quando poi avvengono gli scontri verbali tra tifosi, tra quelli che rimpiangono Kvara e quelli che lo odiano in questo momento, perché anche lì è per troppo amore, siamo chiari, è normale, è a freddo, io lo so che quando poi si va contro dei giocatori, degli ex giocatori, specialmente quelli più forti, è chiaro che si parla da partner ferito. Io non credo che nessuno veramente pensi che lui sia un bidone. Vabbè, poi se ne accorgeranno che fa sempre la solita cosa. Significherebbe non aver visto mai una partita di calcio, nemmeno una partita di Kvara. È un modo irrazionale che abbiamo noi tifosi di trattare una situazione che poi ti ha ferito, perché tu non puoi mai accettare che un giocatore decida di andarsene, di togliersi la tua maglia e di andare a fare un'esperienza da un'altra parte. E anche questa riflessione su Conte, secondo me, ci sta tutta. Allora, Gilmour ha toccato il pallone di Space Jam, gli hanno rubato il talento, non lo so, è andato un pochino più in difficoltà oggi, anche se aveva cominciato con qualche sventagliata, poi qualche sventagliata l'ho notata anche da Lobotka, proprio come a dire, non è che solo Gilmour sa alzare il pallone, anche Lobotka può fare qualche lancio lungo. Però oggi meno impattante Gilmour, il giro palla doveva essere più veloce, ci aspettavamo di meglio. Intervista sulla tua chat personale di TeleG. Non ho capito. Ale, spiegami bene, non ho capito che è successo. Intervista sulla mia chat personale. Spiegami un pochino, Ale, non ho capito cosa ti riferisci. Nel frattempo io mi preparo per altri vocali. Rafa Marino troppo sottovalutato in questo campionato, se utilizzato di più avrebbe potuto dire la sua. Sì, Vittorio, non lo sapremo mai, avremmo anche potuto magari penare di più perché non era ancora pronto, magari adesso dopo un anno di lavoro è più pronto per farcela. Alla fine sappiamo che io l'ho ripetuto nell'ultimo video, il giudizio su Rafa Marin lo sospendo perché l'abbiamo visto giocare troppo poco per poter avere un giudizio definitivo su Rafa Marin. Mi devo fidare solamente di Conte. Fino a qualche giorno fa ci fidavamo di Conte. Lasciate fare a Conte, sa país, sa lui quello che fa. Se non lo mette ci fidiamo di Conte. Adesso ci fidiamo un po' di meno, visto che le parole non sono piaciute, eccetera eccetera. Allora, credo ti abbia mandato l'intervista. Ok, chiarissimo Filippo. E adesso grazie, però adesso sto nei vocali, quindi non posso aprirla. Grazie Alessandro. Si gode alla grande, ma Gilmour quando l'ho mai avuto il talento per un assist a Lukaku e qualche passaggetto? Io ricordo anche i falli davanti alla nostra area, deve ancora dimostrare tutto, Mario, un po' più tranciante. Secondo me è un giocatore che si può fare, è chiaro, non ci ha fatto vedere tutto il suo repertorio, anche lui dovrebbe avere però la possibilità di farlo, come ha avuto Lobotka ad un certo punto le chiavi di un centrocampo, diventando titolare inamovibile. Se non lo vedi mai titolare inamovibile, ma ricordiamo una cosa, e ricordiamola per bene, Gilmour è stato comprato per fare il vice Lobotka,
ok? Gilmour è un centrale che poi tu puoi mettere anche a 2 sicuramente, che si adatta a fare anche la mezzala, andando avanti, andando indietro, venendo in difesa, eccetera, eccetera. Però fondamentalmente è un play. Se siamo d'accordo su questo, ricordiamo che Gilmour è messo vicino ad un play ed è stato utilizzato al posto di Anguissa, a volte al posto di McTominay, insomma è stato utilizzato come tappabuchi, se vogliamo, alla Elmas. Quindi né carne né pesce, sottotitolo scarpe, no? Carne, pesce, scarpe, per chi capisce la referenza. Di conseguenza piano anche con Gilmour, mi sento di dire, perché non gli abbiamo visto fare con continuità il lobo della situazione per cui era stato preso. Il problema è l'altro, cioè non c'era il vice McTominay, non c'era il vice Anguissa vero e proprio. È stato preso Asa, è stato preso Billing, che evidentemente Conte comunque non vede di buon occhio. Poi Billing ha fatto quel gol all'Inter, è chiaro che Billing, ma non lo vede, gli preferisce Gilmour a Billing. Quindi anche lì capiamo bene quali sono i ruoli e il fatto che si sia adattato a fare altre cose, secondo me, è comunque un plus a suo favore. Vabbè, Tore, non potevi non prenderla, questa assolutamente. La mia angoscia, bravo, né carne né pesce, la mia angoscia non decresce. Bravissimi, siete voi, io di solito Totò, ma vedo che siete preparati anche. Di Lorenzo questo è. Fa un lavoro tattico pauroso, quindi stavate parlando anche di Lorenzo, nel frattempo scorrono un po' tutti i messaggi, una domanda che ribalta un po' tutto: Conte riuscirebbe a vincere senza questi calciatori? Dopo certe dichiarazioni capita che ti mollano e non ti ascoltano, vedi quanto Conte era al Tottenham. E vabbè, lì poi fu veramente... Però guarda, in questo caso, a parte la situazione Rafa Marin, dove Conte è stato abbastanza tranciante anche nell'ultima, nel senso questi e questi devono giocare, senza dire mi fido di Rafa Marin, eccetera, eccetera. Conte se li è difesi, i ragazzi del nucleo suo, poi magari qualcuno dei panchinari potrebbe non essere contento del minutaggio, ma il gruppo di Conte se li è difesi, perché lui ha detto questi ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibile, è merito dei ragazzi se il fieno in cascina, quindi lui ha dato merito. Col Tottenham ricordo quella conferenza di rottura, lui disse quanti soldi ha speso, era proprio il contrario, lui se l'ha prese col gruppo dei calciatori, perché disse quanti soldi ha speso, quanti allenatori ha cambiato il presidente, eccetera eccetera. Sono i calciatori che in qualche modo non riescono a dare quel di più e io non sono soddisfatto di quello che danno. Quindi è un po' diversa, però è chiaro che qualcuno ti può mollare se poi non riceve mai considerazione. Ora è tardi, tra virgolette, per affrontare questa cosa, perché veramente mancano 5 partite, e 5 partite, tu che sia un po' come è successo nello scudetto, alla fine c'erano giocatori che giocavano di meno, ma erano contenti di far parte di quella spedizione vincente. Adesso si darà, voglio sperare insomma che si darà tutto il possibile. Signori, oggi abbiamo giocato male, diciamocelo, però non credo che volontariamente abbiamo giocato male, proprio che non c'era, non ne avevano, sembrava che non ne avessero. Non ho visto un Napoli feroce, azzannare l'avversario. Grandi difficoltà, ma non penso che non se la vogliono giocare fino alla fine, perché è un'occasione più unica che rara. Gianni che gioca sempre. Conte al Tottenham, ringraziatelo. Una brava persona, cavolo, esatto, sì, esattamente. Allora, secondo me Conte sta dicendo le cose giuste, ma cosa ha detto di male? No, ma non è niente di male, alla fine non ha detto niente che noi non sapessimo già, era la tempistica che mi è sembrata inopportuna prima di una partita, e se lo vuoi dire io lo accetto pure, ma alla fine elabora, vai nel profondo e dici tutto quello che c'hai da dire, in modo tale che ci rendi partecipi, invece dire mezza cosa, senza voler elaborare, lasciando poi la libera interpretazione di tutti quanti, fino a far uscire di nuovo il nome di Allegri, perché l'anno prossimo subito si sta rapporti gelidi, adesso Allegri, vuol dire che
in quel momento non mi sembrava la cosa opportuna da fare, oppure vai fino in fondo, però dici tutto, dici signori, partiamo da buona Pasqua, Neres è infortunato, devo fare quello che devo fare, non mi rompete i cosiddetti perché siamo in grande difficoltà, e questo e quell'altro, i campi. Invece il fatto che i campi escano fuori dopo una vittoria, quindi forte di una vittoria, e la fa assomigliare meno a una scusa, ma sembra una scusa delle difficoltà che poi tu hai. Insomma, recuperiamo altri vocali, vai. Vabbè, dai, Dai. partita veramente brutta. Però una partita che ci dice una cosa importante, e cioè che forse i giudizi sul Raspadori sono stati affrettati e che bisogna dare al ragazzo l'opportunità di essere venduto bene a una squadra del livello che realmente si merita, così che può mostrare al meglio tutte le qualità che oggi ci ha fatto largamente vedere. Io auspico questo per il bene del ragazzo a cui si sa che voglio un gran bene. Grande Raspa, grande. Ci ho detto, in queste partite forse senza Mctominay veramente non so dove eravamo. Però, un discorso inutile. Siamo limitati, siamo molto limitati offensivamente. Purtroppo sappiamo tutti bene perché non abbiamo tante soluzioni attualmente. Andiamo avanti, naturalmente. Siamo in Champions quasi matematicamente. Vabbè, Quasi matematicamente, adesso non ho sotto mano insomma i punti che servono, anche perché lì c'è una caciara tra il terzo, il quarto e il quinto posto. Però sì, stavamo in grande vantaggio. Io penso che un paio di partite se le fai, 6, 3, 4, forse 4-5 punti, potresti stare tranquillo. Andiamo. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera Valerio. Io non ho nemmeno esultato al triplice fischio perché avevo i vermi nello stomaco per l'assedio finale che ci hanno fatto. Mi devo un po' sfogare perché non è possibile soffrire in questo modo sul campo dell'ultima in classifica, a 5 giornate dalla fine ormai praticamente retrocessa. E faccio fatica proprio a trovare delle sufficienze in campo, cioè, al di là di Scott che è il migliore in campo per distacco, ma al di là del gol era comunque il migliore in campo dei nostri. Jack è entrato benissimo, grandissimo assist, e poi chi posso trovare di positivo? Lobo ha fatto il suo, niente di però eccezionale, ha fatto una buona partita. Rafa Marin, nota di merito per me, il resto della mia convinzione è una sensazione che Conte ha avuto un po' una svista, un po' paura a buttarlo dentro. Adesso è costretto, ha fatto un'ottima prestazione, al di là del giallo, unico errore della partita che poteva evitare di fare quel fallo. Per il resto, secondo tempo da ammonito, giocato in maniera impeccabile, e in fase di possesso palla smista molto bene, anche tocchi di prima, mi è piaciuto. Se Conte comunque si è messo in testa che vuole andare via, io qui chiudo il vocale, dico non mi strappo i capelli. Cioè l'importante è che la società sappia cosa voglia e si può fare decisamente anche di più. Però grazie per dove ci ha portati adesso. Forza Napoli sempre. È chiaro che uno non credo che in molti si strapperebbero i capelli. Il problema è quello che dici tu, cioè essere già pronti senza cadere dal pelo, senza dire ma noi non ce l'aspettavamo, avevamo 3 anni di contratto, è colpa sua, e ricreiamo una situazione dove si indica il colpevole, un altro mercenario, eccetera eccetera, il che può essere anche vero, però dobbiamo fare in modo che non si ripeta più. Cioè, dobbiamo diventare una squadra che viene ambita, dove uno arriva e dice qua ci voglio mettere radici, lo sai che si sta proprio bene. E la considerazione di Leo Fabrizio è corretta. Non posso, io poi non voglio scagliarmi contro Conte, però è corretta, gliela potrebbero anche dire. 2 anni fa abbiamo vinto lo scudetto e i cambi andavano bene. Poi magari cambiano le cose, l'erosione salina, perché Laurentiis ne ha parlato spesso dell'erosione salina a Castelvolturno. D'altra parte, signori, lo sapete come si è... Posso dire una cosa? No, non la dico. Una cosa cattiva, però è meglio che non la dico. Vabbè, se mi esce la dico, però la tengo presente. Me la scrivo e poi se è il caso, perché non voglio... Scusate, la scrivo un attimo perché è importante che la ricordi. Ecco. Sì, hai visto? Ok. No, perché è una differenza. Andiamo. Buonasera Valerio, buonasera amici bellini. Oggi sono bipolare. Devo dire la verità, Conte, a parte i cambi che abbiamo scoperto che li possiamo fare anche prima del 90° minuto, e devo dire che ha fatto una cosa buona. Cioè, con quella conferenza stampa ridicola mi ha fatto totalmente perdere l'interesse per questa partita e l'ho guardata col gusto del grottesco. Probabilmente non era quello del suo interesse, però me la sono goduta forse di più.
Tecnicamente ci portiamo 3 punti a casa, McTominay, il resto pochetto. Senza dubbio. E io, ma è migliore in campo in che cosa? Cioè, vai, tecnicamente, No, però no, dici, i aspetta, passaggi li ha aspetta. fatti bene. Vedi? Quando io Sì. poi lascio andare il vocale, partono dei vocali che invece non devono far parte dei vocali, sono i vocali privati della cosa, quindi dobbiamo fermarci. Salvatore, vedi, si è già... Mandatemi la posizione per sapere, ha già portato su sacchette i Gemend per fare il centro sportivo nuovo. Lui si propone per dare una mano. Oggi il presidente ha ripetuto, ha detto proprio il 1° settembre, do la mia parola, prometto, ci metto la faccia, anche prima del 1° settembre. Però comunque non te l'ha data la location, non ti ha detto dove lo fa, o ce l'ha già e mente per il gusto di tenerci all'oscuro, per una questione di trattative ancora. Se stai ancora in trattative non ce l'hai già, e quindi stai facendo un po' il bluff. Io ho 18 location, come a dire probabilmente se qualcuno sta tirando sul prezzo che cedesse perché ho tante altre possibilità dove andare. Però ci parla di 18 location ancora da vagliare e dobbiamo stringere i tempi, se no Salvatore non sa dove portate le pietre. Esatto, chi è senza peccato posizioni la prima pietra, ovviamente. Recuperiamo Vincenzone. Buonasera Valerio, buonasera amici bellini. Vai. Che posso dire? Fast. Adesso me la sono vista con comodità, non avendo niente da fare, Alla grande. che l'ho vista a casa, che sto a casa, è stato bello col telefonino. Però primo tempo uno schifo. Uno schifo perché noiosa proprio. Poi fino a quando poi non è entrato Raspadori, che ha pedellato quell'assist al nostro McTominay. E sono contento così. Prima vittoria in trasferta dopo non so quanto tempo. Tipo 91 giorni mi pare. Speriamo bene. Forza Napoli. Quella con Allora, non è l'Atalanta. possibile, ha fatto 4-5 interventi. Partono sempre i vocali così. È una cosa divertente. Comunque, andiamo dal versatile. Buonasera a tutti. Ciao Vale, ma si può soffrire così con l'ultima in classifica? È difficile, Fabio. Capisco che a Napoli certe cose non si possono fare, però in queste parole deve anche rientrare la cosa che non possiamo soffrire così, perché, cioè, non lo so, a me tutta la partita ha dato l'impressione come se Napoli sapesse di non poter e dover vincere questa partita, cioè, non lo so, veramente, no? Cioè dici vabbè, le partite vanno giocate, mica che volevi vincere 7-0, ho capito, ma non se ne salva uno. Qua abbiamo fatto l'azione di Politano, ma mi ha dato l'impressione pure là di non voler segnare, è arrivato, è stanco. L'azione del gol col cross di Raspadori, il gol di McTominay, poi oggi non se ne salva uno. Comunque, se questo finale ci tocca essere rubentini, conta solo vincere, vabbè. Abbracciamoci questa croce. No, vabbè, ma infatti la premessa te l'ho data prima. Non siamo proprio abituati, non ci riusciamo a farlo. Nonostante uno è felice per i 3 punti, è felice per la vittoria, è felice per la classifica, perché dobbiamo essere strafelici per la classifica. È chiaro che vogliamo di più, ma al di là, tu dici, io gioco male, però segno a raffica, pur giocando male, mi metto là, non mi fanno nessun pericolo. Io quando vado sono cinico e distruggo la partita. Uno se la colla pure, ma è la paura di subire contro il Monza che abbiamo avuto, perché se vedi l'attacco momentum, niente di che. Monza si è affacciato poco al tiro, hanno tirato penso 0 volte in porta, gli altri tiri sono tutti fuori dallo specchio. Però ci sono state delle cose dove tu non ti sei sentito tranquilli, dei cross pericolosi, eccetera, eccetera. Allora, dato che ad oggi ogni pareggio equivale a una sconfitta, è lì che uno non si può sentire soddisfatto al 100%. Sei contento che l'hai sfangata, ma devi per forza avere qualcosa di più, solo che siamo alla fine, quindi ci dobbiamo abbracciare la fine del campionato così come va. Paolo, per esempio, non gli piace Raffa Marini, ha detto abbiamo capito perché va bene per la panca, e quindi a Paolo non convince. Manca il guizzo decisivo. Senti, Frank Abbat, io ascoltavo
Patrick Kendrick, la telecronaca su Paramount, a un certo punto dice il momento di Raspadori, e nel momento in cui entra Raspadori è il giocatore più tecnico che ha il Napoli, ed ha ragione probabilmente, ed è un problema, perché se è Raspadori il giocatore più tecnico che ha il Napoli, la qualità vuol dire che se n'è scesa negli anni e c'è qualcosa che non va, e tu c'hai il giocatore più tecnico che non è un fine rifinitore, uno che dribbla, che salta l'uomo così, è uno che gli riconosciamo la facilità di calcio, è uno che se deve tirare in porta non disdegna col destro e col sinistro, ha messo una bella pennellata sulla testa di McTominay, però anche con la complicità di Turati. Lì si deve per forza intervenire, signori. Il 77 manca da morire. Cioè, non scherziamo. Se probabilmente avessimo avuto un Neres più a disposizione, va bene, uno fa di necessità virtù, ma Neres ha uno storico di infortuni che tu devi tenere presente quando lo compri, e lo compri come comprimario che ti può dare una mano, è un conto, ma quando diventa titolare inamovibile ne è un altro. Non c'è dubbio. Lapis Ita giocano lo spareggio a Milano, questo si gioca con la squadra la migliore. Stai parlando dell'eventuale spareggio. Esatto, con l'Inter si gioca lì, si gioca nel loro stadio, perché hanno la differenza reti maggiore, e questo sì. Non citare esatto, la polizia del tifo. Bravo Mario, devo stare attento a quello che dico. Diego. Ciao Vale, buonasera community. Io comunque non mi sono mai sentito tanto iraniano come stasera. Forse anche domani. Chissà, forse anche lunedì. Vabbè, non diciamo niente, comunque non si può scattare in corpo così contro i Monza. Se presidente, allenatore, giocatori stessero zitti e pensassero a giocare a pallone. Grazie, questo pure. Oggi un'altra volta un primo tempo terribile. Questo pure è vero, dovendo poi scegliere a questo punto meglio questo che sta secondo andazzo, cioè dove il primo tempo è così e il secondo tempo meglio, un po' come è successo anche con l'Empoli. Se veramente reggiamo solamente un tempo, non si fa volontariamente, perché non credo che si faccia volontariamente. Noi fino ad ora abbiamo provato a partire forte subito e poi gestire. Adesso sembra che non riusciamo a partire forte e dobbiamo sfangarla, vedi come sto attento, sfangarla nel secondo tempo, anche utilizzando i cambi. E quindi se duriamo solamente mezza partita, solo un tempo, meglio il secondo, così chiudi in crescendo. Così, però poi ne risente il cuore dei tifosi. Quindi se si potesse fare 3 gol nel primo tempo, grazie, staremo un pochino più tranquilli. Paolo un po' polemico, almeno il gol di Scott è regolare, a differenza del gol vittoria di Lautaro da rugby. Vedi? Io su queste cose qua, oramai lo sapete, io mi prendo dei video specifici dove vado a recuperare tutte le immagini e le cose, mi prendo le mie improperie, mi prendo tutti gli insulti e registriamo tutta una serie di cose che non possiamo far finta di non vedere da un po' troppo tempo. Oggi però, per amore della verità, abbiamo un po' rischiato con Rafa Marin, perché avrebbe potuto essere fischiato quel rigore. C'è il contatto ginocchio-ginocchio, qualcuno lo dirà che è netto. E io non lo ritengo netto, ma è un rigore che si può dare. E se fosse stata una squadra, non il Monza, ma una squadra con un pochino più di cose da dire al campionato, non so se la penna, non lo so. È per amore della verità che l'ho dovuto dire per forza. Parole di Conte che volano, e c'è anche un Tore Falanga finale. No, c'è Enzo prima. Ciao Valerio, una domanda, ma se uno volesse davvero rifarli i campi di Castelvolturno, quanto tempo ci vorrebbe? E soprattutto, si potrebbe fare? Perché ci hanno detto che fra un anno, forse anche meno, il Napoli da Castelvolturno deve andare via. Sì. E Conte oggi ci ha detto andrebbero rifatti pure i campi a Castelvolturno. Non lo so. E allora tu dici no, non è proprio possibile, perché sennò ci vuole troppo tempo per rifare così. Oltretutto quei campi non sono tuoi, tu sei in fitto, quindi devi chiedere l'autorizzazione e te li devono rifare i Coppola, e tutto dipende poi da dove vai.
perché se vai alla Piana, che è sempre di proprietà dei Coppola, allora tu puoi andare tranquillamente in un discorso di io resto qua infitto da te finché non sono finiti i lavori nell'altro centro sportivo, quello definitivo, e allora uno si può mettere anche d'accordo un campo alla volta, ci si può lavorare e risolvi alcune le situazioni che ti ha detto Conte adesso, che sono tutte da verificare. Se invece vai da un'altra parte, non credo che i Coppola facciano il favore a te, e quindi devi poi mollare il posto quando scadono i contratti. Abbiamo parlato di ottobre, probabilmente ottobre 2026, se non ricordo male, che negli ultimi video ne hanno fatte troppe di cose, quindi non riesco a ricordare. Comunque non penso ci siano i tempi tecnici per rifare le cose a Castelvolturno. Era pure Rubendino nell'anima, non mi sta simpatico e non mi piace, ma finalmente ne abbiamo trovato uno che ha messo il presidente con le spalle al muro. No. Chi mi sceglie per vincere lo scudetto, non per la qualificazione Champions, No. al di là poi dei campi e di quello che si può migliorare. Venitemi a chiedere scusa uno a uno adesso, perché quando dico che lui non vuole vincere, e sono 20 anni che lo No. dico, ho ragione. Hai ragione da vendere, Fabio, ma non è l'unico che ha messo il presidente spalle al muro. Tutti l'hanno fatto a turno, tutti, e non è mai cambiato niente. E nel racconto poi si dimentica, si dice, ma io ricordo tutti a uno, tutti quelli che i nostri allenatori hanno detto, alcuni tra le righe, alcuni un po' più faccia a faccia, alcuni hanno dovuto aspettare di andarsene, altri dopo che se ne sono andati se ne sono fregati altamente perché tengono da vedere con noi, piazza e col presidente così, ma non è l'unico che, assolutamente, in moltissimi si sono messi così e alla fine poi non è che cambia molto. Qualcuno chiami Achille, Fabio è fuori controllo. Sì, no, Achille purtroppo non ci ha salutato e non ci onora più della sua presenza, ma c'è un ultimo fattore. Allora, domani tutti a tifare Bologna! Forza Bologna! Per sul discorso miracolo. Allora, domani tutti a tifare Bologna! Forza Bologna! Ma il presidente ha detto che lui non guffa, che non gli piace guffare e quindi non lo faremo assolutamente mai. Nel frattempo saluto il Navajo e recupero altri messaggi. Achille, io ti invoco, acchiappate a Torre Falag. C'è anche il Coffee Stream Bot che parla da solo e va bene, lo so che è ironia, Fabio, figurati, lo so io, lo dovrebbe sapere, ma lo dovrebbe sapere anche la community che ha imparato a conoscerti, altrimenti di che stiamo parlando? Volevo dire basta queste critiche, il Napoli questo è, se fosse stato diverso avremmo avuto 5 punti in più o 5 punti in me, perché non puoi mai sapere, e questo è un discorso metafisico a cui io sono molto legato. Un Napoli diverso da questo, magari più spregiudicato, avrebbe vinto delle partite un po' più a livello spettacolare, con più gol di scarto, ma magari ne avresti potuta perdere qualcuna sanguinosa per un atteggiamento più farfallesco. Non lo puoi sapere, potresti aver avuto 5 punti in più. Spesso mi è arrivato questo commento, cioè siamo lì per merito di Conte ma non siamo oltre per demerito di Conte. È plausibile, nel senso che con Conte questo hai e questo è stato il suo rendimento così. Con un altro avresti magari avuto più rendimento magari nel primo girone, nel girone di andata e meno nel girone di ritorno. Stiamo avendo questo, oppure viceversa, partivi un pochino più lento e andavi meglio in quella fase di febbraio dove non si è capito niente. Non lo possiamo sapere, possiamo solo darci delle ipotesi, così. Vienici a prendere a casa 1-1. Conte al Real o al Milan? Ma non lo so, io ripeto, è un discorso che in questo momento, vedete, quando poi ho fatto il video sulla conferenza di Conte, poi mi è venuto spontaneo dire il prossimo deve, e poi mi sono fermato perché non è proprio il momento. Support from someone. Supporto da Molto bene. Ah, vedi, c'è il supporto da qualcuno, fammi vedere subito. Enrico, fammiti subito acchiappare. E vi ringrazio ragazzi perché mi state dando una mano incredibile, non è someone, è Enrico. Fatemi subito leggere. Enrico, no, è solo senza messaggio. È solo il supporto del caffè Kimbo. Grazie amico mio.
I rumori, esattamente. Se qualcuno nei vocali si meritava Gaucci, ancora però Paolo, questa storia che palle, E ti meriti Gaucci e ti meriti Naldi, ma non ci potevamo meritare qualcuno un poco meglio, non ci potevamo meritare Bezos, non ci potevamo meritare Amazon Prime, sempre dobbiamo tornare, poteva andarci peggio, ma ci poteva andare anche meglio, no? Può essere questa cosa qua, sempre nelle possibilità. Dobbiamo per forza starci zitti perché non avevamo i palloni. E dai, è finita questa, sono passati più di 20 anni. È finita questa storia che ci meritiamo Gaucci, Naldi, Colbelli e quelli là. Male, malissimo, il peggio del peggio. Con la situazione di adesso si può cercare di andare a crescere e a migliorare o dobbiamo sempre stare con il galleggiamento? Perché c'è la possibilità che noi rimaniamo nel galleggiamento, ce lo teniamo e va bene, perché non è detto che i fondi di investimento siano meglio così. Però ci sono anche situazioni dove sono cambiate le società, oppure hanno inserito degli investitori e sono andati a migliorare. Dobbiamo per forza essere legati sempre a Gaucci, a Naldi e a Corbelli. Si può andare avanti, secondo me, anche con questa proprietà si può cercare di migliorare, di andare a crescere. Niente, dobbiamo essere legati. Vabbè. Mi piacerebbe sapere di più la relazione del campo allenamento e infortuni al soleo. Io credo che quello che Conte dice, perché sicuro hanno fatto delle ricerche, ma vorrei capire di più. Forse Guido sa. Vabbè, Guido adesso lo chiameremo, cioè lo abbiamo già chiamato, già invitato. E possiamo chiedergli qualcosa se sa qualcosa, però c'è della live in questo supporto. Come fai? Il Fabio. Il caffè. È partito il caffè da parte di Francesco per Fabio. Siete bellissimi della community. E quando possono pallone, esatto. Cosa ne sapete di come Bezos... ma questo anche è giusto. È ovvio che ADL non sia il presidente perfetto, ma date oggi un'unità che ha una società migliore. No, Danny, che significa che ha oggi una società migliore? Il Bologna non è una società degna di quello che è. L'Atalanta non è una società degna di quello che è. Il Napoli è la migliore società d'Italia. Dobbiamo dipendere che cosa intendi per essere la migliore società. Se tu intendi risultati sportivi, benissimo. Il Napoli ha vinto uno scudetto, ha vinto delle coppe qua e là. Come risultati sportivi, probabilmente con il vuoto che ci è stato a un certo punto tra Juventus, Inter, Milan e così, si poteva vincere qualcosa in più, ma siamo stati là così. Ma a livello di strutture, vale o non vale essere una società in grado di, a livello di calcio femminile, ci interessa o non ci interessa essere una società così? Non ce l'abbiamo il calcio femminile. A livello di calcio giovanile, uno che sforna talenti così, ci saranno società che sono più brave di noi? Siamo la migliore società d'Italia, secondo te? A livello di rapporti con le istituzioni, a livello di... quando vai davanti alle telecamere a parlare dei tuoi giocatori senza insultare, siamo la migliore società a livello di rapporti con i calciatori, a livello di rapporti con la stampa, a livello di rapporti con i procuratori. Quando andiamo in Europa mandiamo i nostri dirigenti al sorteggio, siamo la migliore società. E vedi che ti sto dicendo tutte piccole cose che magari non influiscono per forza sempre sul campo, ma che possono fare la differenza quando sei punto a punto, perché lì poi contano i dettagli. E alcuni dettagli, io me lo so scritto qua, e non ve lo faccio vedere perché non ve lo voglio far vedere, deve finire la stagione, me lo so scritto qua però, è Monza Napoli, vi farò vedere la cosa, scritto qua. Alcuni dettagli si possono limare dall'interno, altri no, altri devono venire dall'alto. Quindi non vi seguo, quando il Napoli ha la migliore società d'Italia, non vi seguo, purtroppo non vi seguo. La gente come Bezos, nel momento in cui la società non dà più profitto, abbandona Baracca e Burattini. E secondo te, Taka, io ho detto Bezos perché era la stronzata che ci hanno raccontato che Bezos ci compra nel 2026, dobbiamo chiedere scusa a un po' di gente, ecco perché ho detto Bezos. Ci sono anche invece situazioni dove il profitto si è creato e sono rimasti saldamente in sella delle nuove società. Ma secondo voi, se De Laurentiis non facesse il profitto, rimarrebbe in sella al Napoli Calcio e continuerebbe per amore dei napoletani e per la pizza napoletana, per il sole e per il mare? Per Capri? Rimarrebbe in sella? Oppure anche lui rimane perché fa il profitto? Questo ve lo dovete dimenticare.
Ve lo dovete dimenticare. De Laurentiis, come un fondo, come Jeff Bezos, come chiunque altro presidente. È per questo che quel video è importante ed è uscito al momento giusto. Tutto il calcio sta andando nella direzione manageriale, la gestione dell'azienda. Non esiste più il patron alla Moratti, il patron alla Berlusconi, che vanno di loro sponte con i soldi loro e ci rientrano in un altro modo, perché ci ha spiegato anche che non era tutto investimento a perdere, ma ci rientrano di immagine, ci rientrano con le loro aziende e quindi si bilancia tutto. Non esistono più quei presidenti là. E non pensate che ADL sia poi un presidente che se le cose a livello economico vanno male lui continua a spendere così, perché non lo ha fatto. Quando le cose sono andate male, siamo andati in pareggio, siamo andati un poco sotto, poi abbiamo venduto bene per rientrare nelle cose. Siamo poco indebitati. C'è della live in questo supporto. No, Francesco, ma non dovevi. Già sto pieno di caffè. Già sto pieno di caffè, amico mio, grazie. Sorella Ape, grazie mille Francesco da Miami Azzurra, che poi stai di nuovo a Miami o Barcellona? Ah no, tu sei spostato da Barcellona a Miami. Non so, ma da voci interne si dice che sia arrivata una PEC ad Anghissà, stile Spalletti, e che Conte si sia infuriato anche per questo. Qualcuno può confermare questa cosa? La sorella Ape fa una domanda. Io non ho notizie al riguardo e, visto che è pubblica la tua domanda, qualcuno potrebbe poi rispondermi in privato, sempre garantendo la privacy di tutti. Mi sembra un pochino, non lo so, un po' fantasiosa, sempre nella plausibilità, perché sappiamo che questo è un modus operandi del Napoli, ma che Conte si sia infuriato per la pecca d'Anghissà non la vedo, non lo so, non la vedo una priorità per Conte in questo momento, cioè siamo all'oggi, non credo che Conte stia programmando per l'anno prossimo, cioè dice non hai fatto il rinnovo ad Anghissà. Poi sappiamo anche che Anghissà ha comunicato di voler fare magari un'altra esperienza e quindi ci hanno fatto sapere che la PEC è solo una formalità per poi venderlo sotto contratto, quindi non si dovrebbe arrivare allo scontro con Anghissà. Io mi sono messo l'anima in pace che Anghissà non è più giocatore del Napoli. Cerchiamo di venderlo per profitto e di non perderlo a zero, come abbiamo fatto con altri giocatori. Però la PEC veramente dovrebbe essere una situazione tra gentiluomini, perché ci hanno fatto sapere no, quello Manna sta trattando, adesso sono vicini al rinnovo, eccetera, eccetera. Poi il racconto cambiato nei mesi, dice no, non c'è tempo, no, ma fate conto che il contratto è ancora a 27. Io ho unito i puntini e tengo presente che Anghissà è già un altro giocatore. Poi dobbiamo solo capire quanto ci guadagniamo su Anghissà. Quindi, e credo che se li ho uniti così i puntini io, e posso sbagliarmi, potrebbe averli uniti anche Conte. Non credo che Conte cada dal pero anche con la situazione di Anghissà, perché poi noi dobbiamo fare tutta una serie di ragionamenti, ma loro che ci stanno dentro lo sanno, sanno benissimo come sono i rapporti. Ecco, su Gilmour, il sostituto di Zambone, non credo che sia quello il profilo, perché poi se vai a vedere il Napoli che ha funzionato bene sotto Conte, è quello dove Lukaku, regista offensivo, permetteva alle due mezze ali di inserimento di essere poi decisivi in aria, McTominay e all'occorrenza anche Anghissà. Questa è stata una delle cose che Conte ci ha fatto vedere e che non ci aspettavamo da Anghissà, cioè più gol nella testa e nelle gambe da parte di Anghissà, perché gli ha chiesto quelle cose, sempre con la complicità di un gioco legato da Lukaku in attacco. Gilmour non ha quelle caratteristiche, quindi se sostituisci la mezzala destra con Gilmour, ovviamente devi fare tutto un altro tipo di gioco e dobbiamo vedere il doppio play che si abbassa. Gilmour lo può fare, si adatta, ma è tutta un'altra cosa. Quindi anche lì chiarezza in quello che devi fare. Sarebbe bene avere più possibilità, cioè uno al posto di Anghissà che possa avere le sue caratteristiche, così all'occorrenza lo può utilizzare così. Si pensava potesse essere Billing, ma anche Billing lo vede poco Conte, e uno come Gilmour che ti può permettere l'altra possibilità, perché una cosa che ci ha fatto vedere Conte, ci ha fatto vedere molto diversi tra loro piani gara,
a seconda dell'avversario, a seconda del momento. Questo ce l'ha fatto vedere, ci ha fatto vedere molta modernità, e quando dicono che Conte fa un gioco antico e giurassico, non sono affatto d'accordo. A Conte io gli chiedo altre cose, ma che lui faccia un gioco antico non è assolutamente vero, altrimenti le analisi che abbiamo fatto delle altre partite, dove ogni volta c'era una cosa diversa, sono finite nel dimenticatone, nel fumo, e non è il caso. Non c'entra nulla, perché i palloni messi a bordo campo per evitare le perdite sono solo dal lato... non c'entra nulla, ma perché i palloni messi a bordo campo per evitare le perdite di tempo sono solo sul lato dei tabelloni pubblicitari? Sul lato delle panchine si perde anche più tempo. Credo sia un unicum del Monza, Juro, non l'ho notata questa cosa sugli altri campi, onestamente. Credo che ci siano di là. Oppure dal lato delle panchine ci sono i raccattapalla, alla fine ci sono lo stesso, perché il giocatore prende il pallone da terra e il raccattapalle lo va a sostituire con un altro pallone, quindi ci sono comunque. Si fa per velocizzare, perché se loro ce l'hanno e non devono aspettare il ragazzo che ti dà il pallone, puoi velocizzare. Mi fai notare tu che non c'era sulla zona delle panchine, ma potrebbe essere un unicum del Monza, onestamente. Allora, per quanto riguarda far diventare il Napoli una squadra di arrivo e non di passaggio, si riferiva anche per gli allenatori? Il discorso è giusto, caro Antonino, nel senso che se anche lui si sente di passaggio, allora che cosa ci hai raccontato? Signori, quella era una frase fatta, è la frase in cui De Laurentiis applaude e poi si gira, così. È una frase fatta, vuota, nel senso non ha mai incontrato la mia fantasia e dice: caspita, chi è arrivato? Mamma mia, è arrivato Conte, adesso lavoriamo per diventare il Real Madrid, stiamo diventando il Chelsea e non lo sappiamo. Abbiamo la consapevolezza, come l'aveva Conte. È una frase ad effetto che nella sua presentazione ha voluto dire, eccetera eccetera, un po' perché stava dicendo anche: io trattengo Di Lorenzo, trattengo Kvara, non posso mettere nome su Osimhen, però questo è il Napoli, deve diventare, il progetto è, la volontà è. Ma non lo siamo e non lo saremo, e in Italia sono pure poche, perché vedrete che qualche giocatore se ne vorrà andare anche dall'Inter, qualche giocatore se ne vuole andare dal Milan, dalla Juve. Non è detto che ci sia una squadra punto di arrivo. Poi ci sono delle squadre che sono un punto di riferimento storico, nel senso che per qualche argentino venire a Napoli può essere il non plus ultra, perché tu dici: io vengo dove ha giocato il migliore del mondo e mi sta bene anche chiudere qua. Per qualcuno invece andare alla Juventus può rappresentare il sogno di una vita. Voglio andare lì, la squadra più vincente, quelli che hanno le 3 stelle, quelli che così. Allora, anche se stanno in un momento di difficoltà, è un obiettivo andare alla Juventus, non vedo l'ora e ci resto anche. Per qualcuno la più importante è il Milan, perché storicamente a livello internazionale il Milan è la squadra più importante a livello di trofei, di Champions e tutto. L'Inter è quella che adesso rappresenta la squadra più appetibile, forse perché si sta comportando molto bene anche in Europa, nella continuità. Un po' tutte le squadre poi possono rappresentare un punto di arrivo, ma se ti chiamo una squadra più grossa, anche il Real Madrid, no? Dopo che tu hai fatto così un Casemiro, se ti chiama il Manchester United, e magari sbagli pure, ma per poter dire ai tuoi figli: io ho giocato anche al Manchester United, quel blasone lì, il famoso DNA entra blasone, è difficile se non fai 50 anni di vittorie internazionali, e probabilmente nemmeno li raggiungi quelli che sono le loro possibilità, perché arrivano dappertutto. È storia, quella veramente è storia. Se i giocatori vanno nello United sono stati... Esattamente, questo è proprio il discorso, che ad oggi dovrebbe essere un discorso che non... Dio ce ne scansi e liberi di andare allo United e rischiare la carriera, perché è una squadra in questo momento che rappresenta il caos, e non riescono a uscirsene da un caos tremendo. Eppure c'è chi dice: ma sì, ma ci vado su, perché rappresenta tutta una serie di cose. A maggio 23
Ebbi la fortuna di vivere una bella esperienza a Castelvolturno grazie a un regalo. La struttura è indubbiamente fatiscente, campi mediocri, fare un passo in avanti è fondamentale. E speriamo che si faccia, amico mio, si deve fare per forza. Ora, al di là di tutto, l'unico dubbio è che tu, se non trovi una location che ti soddisfa, devi chiedere un'altra proroga e devi stare in fitto un altro anno, cosa che è già successo, quindi non la escludo, e vai in accordo, cerchi un altro accordo con i coppoli che però avevano dei progetti, quindi ti possono anche dire di no, ma i campi li devi avere, perché non è che puoi rimanere a Di Maro o a Castel di Sangro per allenarti. Quindi bisogna farlo per forza. Non sarà settembre, o lui dice ha detto settembre, quindi settembre, non sappiamo dove, ma bisogna fare. Bordate di Conte alla società, che abbiamo letto. Ucronia. Ipotizziamo un universo parallelo in cui il Napoli di Conte finisce, ad esempio, quinto al primo anno. Secondo te come avrebbe potuto reagire? Abbandonando o rimanendo sapendo di poter solo migliorare? Qui Ucronia, vabbè. Comunque quinto era tosta da accettare per i tifosi. Avessimo fatto un campionato di alti e bassi, dovevamo farcelo piacere. Stiamo parlando sempre in ipotetica così. Dipende, secondo me lui si vuole migliorare, io sono convinto che si vuole migliorare. Secondo me il progetto poteva essere, e qua vado veramente di fantasia. Voi siete arrivati decimi e quindi tutto quello che si fa oltre il decimo prendete e portate a casa. L'Europa League vi va bene l'Europa League. Io esco da situazioni burrascose dove mi sono fatto una nomea anche internazionale di quello che rompe tutto e se ne va. Quindi mi devo rifare io e vi dovete rifare voi. Ci incontriamo a metà strada e quindi così. Secondo me un quinto posto è migliorabile e credo che Conte, anche per dimostrare che non dura un anno e basta e se ne va, il secondo anno se lo fa. Ecco perché sono arrivato, quindi anche arrivando quinto, secondo me, tu dici così, con l'alibi che tu gli hai dato, perché quello è il problema, dandogli l'alibi, lui se ne esce comunque pulito a livello dialettico e qualcuno lo difenderà comunque. Il discorso che vi facevo io, conclusivo, è proprio questo. Se poi lui arriva a vincere, allora ho più timore concreto, che dice io più di così posso solo rovinare la mia reputazione, perché dopo la vittoria ci salgono le aspettative e ci sarà la Champions da onorare da vincitori, perché non si può fare come l'anno scorso, e quindi io non voglio fare la fine di un secondo Garcia. Non lo so, mi sono convinto di questa cosa, ma non ho nessuna certezza che Conte, se vince quest'anno, se ne va alla grande, ma proprio alla grande, e se arriva secondo o terzo potrebbe anche rimanere per migliorare se stesso. Quindi mi fai l'esempio del quinto posto, credo che avrebbe potuto rimanere per migliorare se stesso. Perché al DL non sta in bana sua e l'allenatore fa il suo lavoro, perché noi a Napoli siamo di passaggio, non una squadra di serie, una squadra seria. Marcos, riscrivimelo, perché in bana sua, non ho capito, in barca, perché poi l'allenatore fa il suo lavoro, sì, perché noi a Napoli siamo di passaggio, non una squadra seria, te l'ho spiegato più o meno perché non abbiamo la potenza per essere una squadra dove tu dici io se voglio vincere qualcosa vado al Napoli. Se me lo a casa sua, dici tu, sta a casa sua. Vabbè, ma quello è anche il personaggio. Il famoso vinci e vattene potrebbe essere più attuale del previsto, con Eschio ci rivedremo. Nel frattempo io faccio entrare il nostro Guido Gentile. Buonasera. Amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Dal mio modesto parere, non umile, perché una persona contestò la mia parola umile. Quindi cambiamo. Manco umile possiamo dire, non possiamo dire niente. Però che io non amo proprio nella vita le persone che urlano. Il calcio è molto urlato, non amo i dogmatici.
Solo i SIT ragionano per assoluti, ma anche il Vate, no? Quindi vabbè. A mio modesto parere il Napoli aggancia provvisoriamente l'Inter in testa alla classifica, vincendo di misura a Monza con un gol di McTominay regalato da 3 errori nella stessa azione nel Monza. Non vinceva in trasferta, se non sbaglio, umilmente, modestamente, dalla trasferta di Bergamo, non vinceva 2 partite, io già di seguito dalla terza giornata. Intanto conferma quella che nell'era De Laurentiis, nel bene e nel male, è una cosa nel bene, perché che quando il Napoli lotta, sogna o ha la percezione di lottare per a traino va in Champions League. I miei calcoli erano 75, probabilmente di meno, anche perché c'è lo scontro tra Bologna e Juventus, manca proprio pochissimo per l'aritmetica, però insomma... Ah già, perché mi è arrivata questa domanda. Quale? Quella su quando insomma è aritmetica è sicura la Champions League per il Napoli. La 75 matematicamente. Ok. Però si è quasi fatta, perché poi dovrebbero vincere tutte le partite, ma Bologna e Juventus non le possono vincere tutte perché si scontrano tra di loro. Perfetto, quindi una vittoria e un pareggio. E questo è, ma si mantiene vivo questo sogno, ma intanto la notizia è che il Napoli in Champions League. E si potrebbe anche anticipare una campagna acquisti, non come sempre ritardata. Non è ancora ufficiale, però la partita di oggi secondo me è un po' lo specchio della stagione del Napoli, che rappresenta i pregi e i difetti di questa squadra. Pregi. Parte il periodo iniziale di cura di Conte, che è ancora in convalescenza, conoscente la squadra, una squadra molto solida, tecnicamente, tatticamente, mentalmente. Una squadra per tutto il campionato non si è mai persa. Ha avuto un momento di appannamento che ci costerà caro, di appannamento, non di smarrimento, i pareggi dopo il famoso gennaio del girone di ritorno, ma non si è mai persa. Una squadra che ha le idee chiare, sicuramente lo si vede ben allenata, forse ne parliamo nella chat dei poeti estinti, forse fin troppo ben allenata, e alcuni giocatori non sono all'altezza, non come alcuni vedete, potevano giocare titolari, ma gli allenamenti di Conte sono veramente propedeutici. Siccome nessuno li vede, nemmeno parte della dirigenza, chiedere maggiore prudenza nelle affermazioni, quindi forse, sicuramente ben allenata, forse troppo ben allenata. Quali sono i difetti? Che non è una squadra con grandissima qualità davanti, quindi quando gioca sotto ritmo o accetta di giocare sotto un ritmo, e oggi la partita è stata decisamente sotto ritmo, almeno 60 minuti, è un po' più scolastico e quindi anche più lenta la manovra, troppi tocchi, la palla ha un passaggio in più per cambiare campo, l'azione del Napoli diventa un po' prevedibile. E anche un Monza onesto, cominciamo a dire Monza ha fatto la partita della vita, stava in campo per dovere di cronaca. Onestamente no. Onestamente, se avesse potuto stava già in vacanza, però non puoi farlo per squalifiche, siamo stati un po' appannati. Questa la partita. Ti lasciano stare facile, un cross lento a centro dell'area, abbandonano McTominay in maniera assurda. Il cross però, per quanto lento, era in una zona subito dopo l'area piccola di porta, quindi sui 6 metri, quasi 6,5, dove difficilmente il portiere può uscire, ci può arrivare, perché già la linea difficile, di scelta, perché uscire 5,5, no? Quindi non ci è arrivato in tempo, perché era oltre l'area di ha lasciato la porta sguardinata, McTominay di piedi, di testa, quello è uno che la porta la vede e la centra, e si è trovato un gol voluto, cercato, non fortunato, però c'è stato un evidente errore della difesa del Monza, non a caso l'ultima in classifica. Posso dirti una curiosità, perché me l'hai fatto venire in mente? Turati è un po' più basso di McTominay. Sì. È un portiere per la media dei portieri. Perché 6.2 in fit
Ligt e McTominay è 6.4, quindi sarà sotto il 1,90 m. Una curiosità, insomma, quando lui esce, comunque esce in ritardo. Ma noi siamo qui per, come ho detto al professore, regalare perle ai porci. No, non ho detto questo al professore, se no mi fai un caos diplomatico. Ho detto professore, io sono il primo a voler imparare, siamo qui per imparare. Sì. No? Diplomazia buttate alle ortiche. Questo secondo me a partire. Quali sono i rischi? Io ho tardato qualche minuto perché ho voluto ascoltare con le mie orecchie le parole di Conte in conferenza stampa, non perché non mi fido, perché il tono della voce beh, raga, ormai Guido aveva ragione, che non vuol capire proprio è di Coccio, poi ci mette ai video, siete juventini, non sto facendo brutte figure, perché voi sapete che una delle premesse che ho fatto al professore, ho detto, professore, io sono qui per imparare, non abbiamo nessuna maglietta, quindi dica quello che ci deve dire, senza preoccupazione, scontento l'uno, scontento l'altro, quindi mi faccio solo gran risate quando qualcuno scrive una cosa del genere, perché non ha capito proprio lo spirito dell'intervista, della chiacchierata, dove tra l'altro non mi sembra di averla nominata nemmeno la Juventus, quindi proprio quando le persone vogliono per forza vedere quello che hanno in mente. Allora sono i rischi, come ha detto Conte, che questa squadra un testa a testa non l'ha mai fatto, anzi quando l'ha provato a fare per la Champions, non per lo scudetto, è andata meno. Che con queste prestazioni io non credo che Napoli batta Parma, Lecce, in corsa per il Torino è una buona squadra, deve di nuovo alzare il livello, lo può fare sì, però non è scontato, però veramente troppo poco oggi. Monza è ultimo in classifica, già diciamo retrocesso, cerca di non fare il record negativo, questa è l'ultima cosa che chiede al campionato del mondo, di non retrocedere col record negativo di punti, cioè, rendiamoci conto, d'altronde abbiamo fatto 0-0 con Venezia, quindi non è troppo tempo fa, quindi comunque non è nelle nostre mani, cioè l'Inter deve fare 2 pareggi, secondo me non li fa, ve lo dico, o li fa subito Bologna e Roma o non li fa più, ne può fare al massimo uno, poi mi può sbagliare, ma io non è gufo, eccetera, lì ormai è una questione di non solo di nervi, di esperienza, però Conte l'ha detto, questi ragazzi un testa a testa non l'hanno mai fatto, e poi con sarà presunzione, sarà orgoglio, ti lancio una cosa che lui ha detto, e nemmeno io, perché lui ha sempre stravinti i campionati, vedi, questo non l'hanno riportato i colleghi, e nemmeno io. È vero, pure col Chelsea alla fine lui aveva un bel distacco. C'è della live in questo supporto. Valentino ti voleva fare i complimenti a te, a Guido, per il video questione stadio centro sportivo, qualità stratosferica, fatene ancora. E io giro i complimenti, Guido, anche a Giovanni che ha organizzato tutto, che si è messo in moto. Il merito è di 3 persone, Giovanni, Giuliano anche, e Giuliano, e Valerio, basta. Poi ovviamente la cortesia, la disponibilità, il professore aveva detto stiamo un quarto d'ora e siamo stati il doppio, quindi veramente una persona preparata, pacata, garbata, generosa, perché poteva dire raga il tempo è finito, ciao, io cerco di fare meno danni possibili. Interessante questa domanda di Vince, una curiosità, sbaglio o Conte è l'unico allenatore che di recente ha portato con sé la famiglia? No, l'ha confermato oggi nell'intervista, quindi già è pronto. Sì, lo so di sicuro, so anche dove vivevano lui, la figlia e il figlio, non tutti nella stessa casa, brutta fine hanno fatto, nel senso non perché Ancelotti ha vinto qualcosa, che l'hanno trattati malissimo. Però no, Ancelotti, non Sarri che veniva da solo, non Spalletti, assolutamente non Mazzarri che non venne mai. Posso dire una cosa, ma mi hai ricordato un'altra cosa. Ancelotti ho sentito e faccio finta di non ricordare da dove l'ho sentito, che di Davide Ancelotti se ne dice un gran bene. E mi è subito venuto in mente non solo Nikita Contini, che poi è diventato un terzo portiere ed è un peccato perché secondo me poteva fare il portiere di prima squadra, però mi è venuto in mente anche la differenza di quello che invece si diceva di Davide Ancelotti a Napoli, che era un raccomandato inutile e che Ancelotti stava facendo allenare a lui. Chiusa. Allora, visto che insomma io mi riprendo immeritatamente dei complimenti, voglio dare una bruttissima notizia alle amiche Belline e agli amici Mellini, forse la peggiore che potrei dare in questo momento. È proprio il fatto di Davide. Sì, insomma, vabbè, ma lo so di sicuro.
Non perché sono lo stalker, perché poi comunque le città sono piccole, eccetera. E poi comunque la vivevano, andavano anche da Di Michele, lui fece anche no, la pizza di Napoli è buonissima, cioè, insomma. Se poi uno vuole essere fazioso, perché Ancelotti è stato trattato molto male a livello umano ed è un gran signore. No, vi devo dare questa brutta notizia. Che, vabbè, io le stupidaggini totalmente senza senso, non rispondo, non me la prendo, eccetera. Ci sono stati 2 attacchi personali, cioè sul mio telefono, uno totalmente sconclusionato, ma ripeto, io sono zero permaloso, così. L'altro invece mi ha dato modo di riflettere, mi ha dato un sacco di spunti, perché poi non dormo la notte, nuove domande, ma soprattutto una cosa che manco Valerio sa, sto facendo nel corso dei mesi, questa persona mi ha dato anche un suo studio che implementerò, estremamente tecnico, numerico, però non voglio dare nessun elemento perché mi sono un po' rotto le scatole che determinati personaggi di Roma. Quindi, quindi quello che avete visto è niente a quello che potrebbe succedere, ma veramente niente. Cioè, e non vi do indicazioni, ma non sto scherzando. Quindi, se il buon Valerio vorrà, perché per esempio c'è stata una domanda o osservazione assolutamente intelligente, e già posso dare un'anticipazione. Quindi, ma perché così questi prezzi così alti per lo stadio? Perché stanno aumentando di anno in anno. E io negli anni non è che sono stato a guardare, cioè lo Juventus Stadium tra acquisizione, abbattimento e cosa costa su 125 milioni di euro. Oggi è quasi 8 volte di più il costo. Quindi questi personaggi dicono no, ma fa bene, non lo prendono per il collo, si può aspettare. Da un lato ci potresti aspettare, però ogni cosa, ma anche se ristrutturate il bagno di casa vostra rispetto a un anno fa o gli infissi costano molto molto di più. E la tendenza non è che ci sarà una tendenza a ribasso, quindi rispondo a uno degli amici Bellini, ottimo dubbio, osservazione. Quindi chi mi insulta non mi frega niente quando una cosa strampalata, quando ci sono anche dei fondamenti di verità, per me diventano motivo anche quelli di stimolo, perché poi la mia mente si deve inventare qualcosa. Chiusa questa parete. L'amico Project Napoli ti chiede: hai mai pensato di monetizzare creando anche tu contenuti sul Napoli? È molto tardi per la mia età. Dovete sapere, ora vi confesso una cosa. Io non ho mai voluto scrivere di calcio perché è un ambiente molto volgare. Durante la pandemia fui contattato da un caporedattore di una redazione sportiva perché sapeva delle cose di me che non voglio dire, anche perché un determinato personaggio si potrebbe offendere. E una volta lui mi scrisse questa frase, perché lui aveva letto altre cose di altro modo, mi scuso per la volgarità: cazzo, scrivi veramente bene. È una cosa che sa solo Valerio e ovviamente la persona che sto per nominare, nessuno al mondo. E io non ho mai voluto scrivere, figura per il mio canale, non riesco. Allora io chiesi a mia moglie, ho detto, mi hanno chiesto questa cosa, però tu sai che io non amo scrivere di calcio, anche se non voglio dire anche se tu ne capisci. E lei disse questa frase: porta un po' di bellezza in questo mondo, fallo per me. E quindi io accettai questa proposta di Per Sempre Napoli. Ottimo Francesco e Franco, che credo abbia cambiato testata, un gran signore, tra l'altro aveva anche il patentino di allenatore, perché poi ci sono i signori nel mondo del giornalismo, Valerio, e quindi lui mi aveva corteggiato per mesi e manco lui sa questa cosa qua. Allora io insomma decisi di portare anche insomma nel mondo del calcio non la volgarità, e quindi citavo il paradosso di Zenonte, citavo i film, cioè, i numeri là. Poi ci sono state delle cose che non dipendono da Francesco, le nostre strade si sono separate. Questo parallelamente. Un canale sul calcio non ho mai voluto aprire. Io già ogni volta dico a Valerio non invitarmi, anche questa intervista ho detto non chiamatemi, però si offendevano i due protagonisti. Però no, non ho mai pensato. Adesso mi sono fatto troppo vecchio, cercherò di rendere sempre più dignitoso, e lunedì troverete un nuovo contenuto sul mio umilissimo, però qua è il mio canale e lo voglio dire quindi ti ringrazio, però lo seguo veramente da quando ero piccolo, perché una volta disse ma dobbiamo sentire questo qua, io seguivo le partite sulle gambe di un caporedattore, proprio le partite di calcio, e già da piccolino loro vedevano. È passato al libro, perché c'era il libro, c'era gli schemetti, come si cominciava a scrivere sulla macchina prima di un tempo, si telefonava, non ho la carriera televisiva di lungo corso con questi personaggi, ma molto lunga sui campi da gioco, anche perché purtroppo gli anni ci sono. Chiusa, perché poi non mi piace parlare di me.
Vabbè, mi piaceva a me. Abele ti chiede se secondo te è più possibile che a settembre si metta la prima pietra per il centro sportivo o per il terzo anello che nel frattempo è crollato per mancanza di certezze dopo il 30 aprile. Un mio collega, noi facemmo un festival insieme, non ci eravamo mai visti insieme, arrivo subito al punto. Poi siamo diventati grandi amici e facciamo delle cose insieme. Perché siamo diventati grandi amici e facciamo cose insieme? Perché un po' come è successo a Valerio, incomincia un cortocircuito, non so, io dicevo una cosa sulla politica, dopodiché succedeva. Allora lui adesso, prima di ogni cosa, dice: Guido, ma secondo te questa cosa? Allora, ci sono dei problemi sul pagamento. Io gli dissi: guarda Gabri, tecnicamente noi abbiamo 31 giorni, 8 giorni, però i giorni su determinate situazioni sono per il calendario, poi per esempio per gli uffici pubblici intanto non c'è il sabato e la domenica, lì si dà dei giorni a metà giornata, i ponti eccetera eccetera. Allora, se voi contate quanti giorni ci sono da qui al 1° settembre, mi sembra sono 125, 123, non vorrei sbagliarmi, cioè anche se De Laurentiis ha detto mi consegnano questo report, questa analisi il 30 aprile, quindi noi diciamo fino al 30 aprile lui non ha preso una decisione perché deve leggere. Quindi maggio, giugno, luglio, agosto dovreste togliere i sabati e le domeniche, i giorni rossi, no? il 2 giugno, il 1 maggio, il 25 aprile, sono meno di 100 giorni. Ad agosto in Italia non è che proprio tutti lavorano, no? Perché i fornitori eccetera. Io la vedo un po' difficile, poi da un punto di vista simbolico la puoi mettere, sarebbe molto più interessante dire io intanto il progetto ce l'ho, perché tu il progetto, se hai detto 10 campi, la foresteria, la cosa, dovresti averlo come progetto, invece è sempre misterioso. La vedo un po' difficile, non per disfattismo, perché poi se ne andiamo a contare non sono tantissimi. Lui da quando disse, ed era un Real Madrid-Napoli dove sbottò e diede i 100 giorni al sindaco Manfredi, sono passati 2 anni, già l'aveva detto, io fra tot me ne vado, poi aveva detto l'anno scorso perché a Castelvolturno devo lasciarlo, ed è passato un altro anno e passa. Oggi Conte ha detto che i campi di Castelvolturno sarebbe anche meglio che li rifacessero, ha lanciato una brutta frecciata. Può anche essere che la manutenzione adesso non è così curata, perché dovendo dismettere quei terreni per fare altro, ma perché devo investire, rifarli, rizzollarli eccetera. Quindi è tutto molto, cioè tecnicamente tutto si può fare, però per esempio siamo in Italia, intanto la burocrazia, cioè, simbolicamente sì, perché mai sia succede, hai sbagliato, però sono veramente pochi giorni, Valerio, cioè sono pochi giorni lavorativi, anche perché ci sono delle cose che non dipendono da te, cioè io posso lavorare veramente 30 giorni su 30 perché sono a partita IVA, eccetera, quindi non c'ho sabato e domenica. Però se devo andare all'ufficio comunale per rinnovare un documento devono stare aperti loro, è chiaro. È chiaro. Francesco richiama un pochino quello che è stata la conferenza post partita di Conte, che io devo ancora seguire, ma mi hanno incalzato. Come mai questo attacco di Conte ai campi sportivi? Guido, mi hanno detto, insomma, lui ha detto i campi a Castelvolturno sono anche il motivo dei tanti infortuni al soleo. Non sono gli stessi di quando ci faceva i complimenti mezzo Europa per i pochi infortuni? Quello però è il campo del Maradona, penso che ci facevano i complimenti. Sì. Non per... Anche l'agronomo della Serie A ci ha fatto per tanti anni i complimenti. Perché dobbiamo dire le cose giuste. Esatto. È sempre stata un'eccellenza il manto del San Paolo. Prima che ci fosse il premio, perché mo hanno istituito anche un premio, per il primo anno è andato all'Atalanta, quindi vedi un po' sfortunati, noi abbiamo avuto sempre le 5 stelle come terreno di gioco. Perché qua noi non siamo, come ho detto al professore, io non appartengo, mettetelo in testa, né alla schiera il miglior presidente, né cioè non c'è nessuno, né Pappone. Io valuto singolarmente la progressione, il quadro d'insieme, cioè ricordo tutto. Ed è stato anche perché abbiamo avuto allenatori, da Benitez, Sarri in particolare, che ci tenevano moltissimo perché si doveva giocare a un tocco e mezzo e cambia moltissimo il tipo di erba, quanto è tagliata, le imperfezioni, eccetera. Quindi diamo a Cesare quel che ci di Cesare. Poi rispondo anche sul fatto del terzanello. Ma può anche essere questo fatto, no? Ho detto che ormai non sono curati all'eccellenza, perché Napoli doveva andare già via, ha avuto una prologa. Non ci avevo proprio pensato a sta cosa, hai ragione. Questo cretino vi disse, ha detto secondo me non va via, avrà una prologa di 1 anno, adesso un'altra prologa gli ha chiesto. Quindi
Attenzione, stiamo parlando non di, che devo dire, un bicchiere di vetro, anche quello si opacizza, stiamo parlando di qualcosa di naturale, quindi quello che poteva essere un'eccellenza 2, 3, non manco 5, 6 anni fa, dopo un anno si può rovinare e aveva bisogno di una rizollatura o di un livellamento diverso, quindi insomma è umano, cioè, non accusiamo nessuno. Poi tra l'altro nessuno di loro li calca, diciamo, come colleghi, quindi Conte lo sa. Conte poi quando l'ascolti capisci che insomma ci avevamo visto giusto. Comunque, cioè Conte ha detto oggi una cosa importante, che a parte che lui è venuto perché probabilmente c'è questo rapporto con la famiglia per aiutare, eccetera, però lui, come io vi dissi, è chiusa la questione di patto, di riconoscenza con chiunque. Ho restituito quello che voi mi avete dato con gli interessi, perché ho portato il Napoli in CER, siamo pari e patta, siamo liberi, se le cose non coincidono a fine anno, di salutarci. L'ha detto proprio chiaramente, poi lo ascolterai tu, ma proprio più chiaro di così. Adesso chi non vuole capire, sono fatti suoi. D'altra parte la premessa era quando Conte ha detto io ho ricevuto prima di dare. Sì, l'ha specificato Valerio. Quindi io ero in debito con questa gente, molto. È la prima volta, è stato onesto in vita mia, però adesso non mi sento più in debito, perché tra l'altro si sta facendo vivere un sogno, perché tecnicamente, ragazzi, siamo 71 a 71, che non è un bel numero nella cabala napoletana. Togliamolo subito da me. 74. Allora, ricevo con piacere il messaggio di Juro che mi aggiorna, dice effettivamente ho trovato le maglie del Napoli in vendita a Kyoto, maglia personalizzata con Demme scritto dietro, a casissimo, a casaccio. Quindi bene, sono contento per te. Io a New York ancora non la trovo, però spero che insomma adesso arriverà probabilmente quella là speciale in qualche modo. Allora, altra domanda. Vincere, che poi penso sia più che una domanda, una considerazione. Vincere è l'unica cosa che conta per gli altri. Queste manie di grandezze si avvertono solo a certe latitudini. Se Conte vuole trovare qualche alibi, vada altrove. No, non sono per nulla d'accordo con questo commento, nel senso che ciascuno di noi è diverso. E lui oggi... io non sono un contiano, quindi poi quando ti dicono togliete le mani agli juventini mi fanno ridere questi commenti, ma ognuno ha il suo carattere, ha le sue ambizioni. Lui ha detto delle cose che noi sappiamo, non solo che la piazza si aspetta molto, tra l'altro è vero, c'è questa piazza sempre più sclerotica ormai nel Napoli, che l'ambiente si aspetta molto, che i colleghi, che gli ex colleghi, no? Alla stessi Buffon, con Conte si arriva primo o secondo, cioè, ma lui stesso si arriva, ha detto se uno prende Conte, lui ha detto queste parole, poi le ascolterai, si aspetta che arrivi io primo o secondo, ma anche io mi aspetto da me stesso che arrivo, no? Fermi tutti, c'è follia. C'è follia. Considerando io Conte già un ex, basta questo esonero per ridimensionare Motta o tra i più... o tra i prendibili il più interessante. Bello vedervi al tavolo con persone di livello ad alimentare pensiero e dibattito. Grazie all'amico Bra. No, quindi dicevo, perché non so, ma se quello è il suo pensiero, la sua filosofia, la sua, poi uno può dire non mi piace, la penso in una maniera diversa, è come io quando ho fatto l'esempio, se io amo vestirmi di blu, puoi dire a me non piace, ma non puoi entrare nel mio gusto personale. Quindi quella è la sua filosofia. Poi dice, ma noi non abbiamo quel tipo di filosofia, no. Perfetto, è vero, però no, almeno lui non entra in contraddizioni, cioè uno dei rari casi, visto che molto spesso le persone entrano in contraddizioni, ho detto, lo sai, lui è fatto in un certo modo, anche nella gestione caratteriale, lui si sta dimostrando esattamente Conte. Qual è la differenza di Conte rispetto a Conte degli altri anni? E io ve l'ho detto, che il Napoli è un po' come Blade Runner, ti consuma 2 volte, la fiamma... che veramente, abbiamo avuto l'esempio di Spalletti, che lo sta consumando come se fossero 3 anni, in tutto e per tutto. E quindi lui sta accelerando tutte quelle situazioni sportive di campo, caratteriali, che di solito ci mette 2 anni, 2 anni e mezzo, 2 anni per esplodere. Quindi perché Napoli è veramente logorante, però non sta dicendo nulla, non sta facendo nulla di diverso di quello che tra l'altro era non facilmente prevedibile. Non devi proprio fare nulla, lo devi solo leggere. Vero. Prendiamolo questo discorso. Secondo me e ringrazio, secondo me Motta è complicato adesso,
Perché prima ricordiamo che a ogni piè sospinto c'era il suo procuratore che parlava male di De Laurentiis, nessuno vuole andare da te, eccetera, eccetera. Quindi non credo che De Laurentiis e Motta si possano mai prendere se è così. Partiamo, cioè, mi dà l'impressione che si partirebbe comunque già con un handicap, uno scricchiolio che può essere poi sfruttato nel momento in cui le cose non vanno a meraviglia. E poi penso che lui abbia, questo chiedo a te Guido, che lui abbia perso un po' di considerazione nazionale dopo questo campionato. Sì, molto. Si è bruciato un po'. No, è esageratamente bruciato, no, ti fa capire innanzitutto che non tutti possono andare la Juventus, soprattutto dopo 8 anni di Allegri, che può essere antipatico, simpatico, eccetera, si gioca male, ma Allegri è proprio perfetto per la Juve perché devi avere veramente le spalle molto grosse. Poi tra l'altro Allegri si è trovato in mezzo a colpe, almeno quelle non sue, e lo sappiamo anche dalle intercettazioni, dove è stato usato come veramente parafulmine, perché tra l'altro i processi proseguono, quelli civili e penali, anche se guarda, non deve essere stato facile. Altro che quando l'hanno licenziato non rincarna lo spirito juventino. Cioè Allegri fa capire che non è questione nemmeno di tattica, di tecnica, di bravura, di conferenza stampa, eccetera. Per allenare la Juve, questa è la Juve della nuova generazione, non più degli avvocati Agnelli, ma servono anche altre caratteristiche, casomai più importanti di alcune lacune tecniche, eccetera, rispetto a lacune piccolissime, perché poi quando tu arrivi in Serie A sono tutti più o meno bravi a massimo livello, ragazzi. Ultima cosa, attenzione, io sto vedendo gli stessi errori, sempre questa idea che esiste il Vomero, al di là del Vomero tutto non conta un cacchio. Noi non siamo il centro dell'universo, probabilmente la Juve la cambierà la panchina, anche se tutto dovesse far bene, perché la Roma la cambierà la panchina e ha un progetto, soprattutto se ha come garante Ranieri. Il Milan la cambierà la panchina, forse anche il Real Madrid all'estero la cambierà la panchina. L'Atalanta forse sì, forse no, lui ha un anno di contratto, lì può darsi che rimane, può darsi che fa una stessa. Quindi quest'anno può essere un anno delicato come quando è venuto Garzia, perché però la Lazio non è sicura, Di Baroni. Bravo, perché tu puoi avere un anno dove 5-6 panchine forti sono bloccate e quindi hai anche più scelta, ci sono 3-4 allenatori medi alti, fermi, ma se sono tante le panchine e vengono prima di te, come la Juve e il Milan vengono prima del Napoli, ragazzi, non perché perché lo vedi la forza attrattiva anche a livello, ma noi abbiamo i sigari, non c'entra niente, quindi è delicata la situazione. Arrivano altre, ovviamente è momento, è cronaca, quindi arrivano nomi di allenatori. Ci siamo presi un juventino, a me piacerebbe il ritorno di Sarri, dice Alfonso. Io vado... No, io mi limito a dire che il calcio è andato in una direzione opposta a quel calcio là. Sì, quindi in più dovresti cambiare proprio tanti giocatori. Cioè questa squadra un po' a immagine e somiglianza, nel bene e nel male, non totalmente completa, è indebolita a livello assurdo a gennaio, però immagine e somiglianza di Conte, cioè il McTominay, questo fantastico del Napoli, però per dirne una, è un giocatore, Lukaku, sono un giocatore immagine e somiglianza di Conte, che non sono immagine e somiglianza di Sarri, cioè tu lo vedi da McTominay essere a 2 tocchi, 1 tocco e mezzo, ma no, Guido Poccia, ma noi ci stiamo godendo questo campionato. Tra l'altro, permettimi una piccola soddisfazione, io mi ricordo la prima partita che non fu totale di McTominay, qualcuno mi chiese, disse ragazzi, a me sembra uno che c'ha gamba, ne parlai costò una partita alla Zielinski. Sì, recuperai quella stessa, perché andavamo in diretta domenica, le trasmissioni lo fecero uno schifo. Permettetemi, insomma. Sì. Ho detto, mi sembra uno che insomma può arrivare fino al fondo dell'azione, ha fatto dei gol così, no? Ho detto altra gara. Quindi ma di italiano al Napoli bocciando McDonald's, è una questione di caratteristiche. Nel calcio di Sarri, ma di italiano al Napoli nessuno ne parla già, godiamoci il percorso tortuoso. Cioè tu vedi il Bologna in crisi che lo voglia licenziare,
No, io penso che qua, penso di averla capita dopo, Sì, che ho nel capito. senso non parliamo di altri allenatori perché ci godiamo il percorso così. Poi un altro amico fa la domanda su De Zerbi. Io me l'aspettavo, sono molto preoccupato perché io lo sto seguendo molto sto ragazzo, però sto vedendo dei limiti caratteriali, cioè non è possibile che tu litighi sempre con tutti. E questo è un elemento, anche perché non sei Mourinho che ha vinto tutto adesso, è un momento della sua vita, eccetera. Comunque prima è diventato Mourinho, cioè, è un aspetto importante perché Conte oggi in conferenza, poi Valerio oggi è stata una conferenza tosta, brevissima, ma ha detto tutto quello che noi temevamo, tu e io, tutto. E che a volte non vi diciamo, se no ci accusate. Ha detto anche con un esempio, diciamo, quasi da cinepanettone, Valerio, cioè. E De Zerbi non è una persona che può reggere l'ambiente napoletano, cioè non lo sta reggendo Conte, che a un certo punto tutti insieme, cioè poi riascolta, ha detto una cosa, l'esempio finale è tremendo, poi la vogliamo No? in più non sta andando benissimo, cioè lui il secondo anno in Inghilterra ha avuto un calo notevole, quest'anno era partito benino ma sta andando peggiorando, cioè le ultime 7-8 partite un disastro, ma soprattutto caratterialmente non è possibile rompere con tutti gli spogliatoi, cioè tu come ha detto Conte io la prendo pure questa responsabilità, mi metto pure a capo, sono il primo che vuole vincere prima ancora che dell'ambiente, però ci devono essere condizioni. Ma io mi metto a capo, lui ti difende i suoi giocatori, anche oggi ha detto era un po' rotto di scatole perché nell'ennesima situazione deve rimettere, ma non ha attaccato i suoi giocatori, ha fatto i complimenti a Rafa Marin, ha detto il lavoro paga, avete visto la serietà, e lui si mette a capo, non contro. Leo, rispondo a Leo, giochiamo proprio. Attenzione, mai sentito, ho detto, io lo stavo seguendo con interesse, un ragazzo intelligente, di qualità, ambizioso, no? E detto, infatti ho detto, seguiamo la carriera senza seguire quelli che fanno i pagliacci, Bavisella. Ho detto, c'è un aspetto che incomincia a preoccuparmi, perché una volta tu puoi capitare un campionato, un'annata sbagliata, ma sta diventando un po' troppo frequente, ok, questo. Però può darsi che anche quello è un aspetto del suo percorso, quando dicevo anche loro devono fare il loro percorso, non basta. Però a Napoli quel tipo di allenatore con quel tipo di carattere in questo momento, poi se migliorerà, no, ragazzi, no, non va bene, cioè ci hanno rimesso le penne gente, sempre calcisticamente parlando, cioè come Benitez e Ancelotti che sono serafici, figurati De Zerbi. Leo, l'abbiamo detto proprio. Sì. Purtroppo l'abbiamo detto più volte, nel senso non solo questa partita, altre partite che abbiamo vinto abbiamo giocato male, altre partite insomma pareggiate, poi all'ultimo si era fatto un poco meglio un tempo e meglio non benissimo l'altro, quindi l'abbiamo detto più di dirlo. Sì, perché poi vedi vale la differenza, no? Sì, no, l'abbiamo detto, se no poi siamo noiosi, come ci accusano per il video col professore. Vedi, Conte che fa? Una conferenza scontentando tutti, si prende gli insulti e Valerio ve l'ha insegnato. Ragazzi, è cambiato il mondo. Vinicio, che dicono campione uomo immenso, attenzione, ma è un altro calcio. Conte ha detto, io ho ascoltato di tutto, quindi si è ascoltato tutto. Ha detto, mi avete massacrato e siete legati al dito. Però che ha fatto? Va a Monza, gioca male, malissimo, però vince. De Zerbi ti incacchi con lo spogliatoio, fai quelle sperate e perdi di nuovo. Allora questa è la differenza tra chi ha un peso specifico o meno, che non è che io sono diventato vincere, l'unica cosa che conta eccetera, io sto valutando quello che è il peso specifico in un momento storico di un allenatore rispetto a un altro. Però anche lui ha accusato il colpo e se li ascoltate ha detto, io l'ambiente nelle trasmissioni mi avete distrutto, però lui poi vince e quindi è più forte però si creano crepe. Mi sposto perché recupero un vocale di Francesco che era per te addirittura pre-partita, quindi torniamo un attimo indietro nel tempo. Ciao Vale, ciao Guido, sto registrando questo vocale prima di Monza Napoli, dato che non è prettamente inerente alla partita. E voglio trattare un tema che spesso e volentieri Guido ha trattato all'interno del canale,
ovvero il tema della distanza di punti delle squadre che lottano per la retrocessione e non. Ed ho visto ad esempio un caso molto anomalo, e il caso anomalo si trova in Premier League. In Premier League spesso e volentieri, sia per quella che è la zona di retrocessione che per la zona Europa, che per il titolo, ci sono sempre state, diciamo, negli ultimi anni delle lotte anche abbastanza agguerrite. Ed ho visto che il West Ham si trova attualmente, che è 16esimo, a più 14 sull'Ipswich Town. Cioè praticamente la lotta per la retrocessione è già terminata forse da 2-3 mesi. Ed è incredibile come ci siano 5 squadre, dal West Ham all'Everton, che praticamente non lottano per nulla, cioè perché non possono né retrocedere e né ovviamente avanzare in un posizionamento in Europa. E stiamo parlando di squadre come lo United, il Tottenham, l'Everton, il West Ham. Ed è un caso davvero anomalo che, se vai a vedere negli altri campionati, almeno quest'anno, bene o male in Italia c'è una lotta per retrocessione abbastanza corrita, stessa cosa in Spagna, in Germania, in Francia. E vorrei sapere da Guido se è un caso così anomalo, oppure se magari c'è stata anche una tendenza negli ultimi anni, o se magari ci sarà una tendenza negli ultimi anni in Premier League con questo distacco. Vale. No, 3 settimane fa Okafor ha fatto allenamento differenziato. Ciao Vale, ciao Guido. Erano partiti i soliti vocali segreti. Scusa, Quindi chi Vale. vuole seguire le cose segrete deve seguire tutta la live. Vado. Ho condiviso una cosa, vediamo se si vede sullo schermo. Boh. Si vede o è piccolino? Poi ok, Ecco, perfetto. l'ho ingrandito. Ancora meglio. Da quando ci conosciamo, io ho detto ci sono delle cose che uno studia tutte le settimane, tutti gli anni, eccetera. E poi ci sono le curve che si fanno in matematica e soprattutto in statistica, no? A me non piace, ve l'ho sempre detto, quello che succede nel calcio, che tu prendi quell'unico punto, eccezione, partita, e la fai diventare la regola. E poi te ne esce, vedi l'eccezione che conferma la regola, qualunquismo. E se tu prendi 10-15 anni, allora io vi ho detto, ragazzi, nel corso degli anni, tra anni e un anno, la lotta per la famosa lotta delle recensioni, che ogni anno ci sentiamo dire che quest'anno sarà più agguerrita, si è alzato il livello, eccetera, è un costante calo, quindi i famosi 40 punti non si sono mai dovuti raggiungere, e sempre di meno. Vedete come le ultime 4 hanno meno punti dell'anno scorso, e l'anno scorso sembrava un bagno di sangue, perché proprio non si era mai raggiunto un livello così basso per non dover retrocedere. E io vi dicevo, guarda, Gravina, Pinco Pallino, chiunque, è un argomento che evidentemente nel calcio italiano non interessa veramente a nessuno, al Vate, all'Istituto Luce, tranne a Guido Gentili, però è un fattore, ed è un fattore interessante, perché poi il famoso caso del Lecce, me lo ricordo, 2-3 vinse il Lecce, la Roma aveva fatto un recupero incredibile, affronta la Juventus, la batte in casa con una partita fantastica, e poi perde quella partita con Lecce, retrocesso altissimo, cioè, sono altre epoche, infatti ha detto aveva 16 anni Conte. Questo è un elemento grave per la competitività del campionato. Come vi ho detto, guardate, quest'anno la quota Champions però adesso è diventata umana, non è più mostruosa da 79 punti. Quindi c'è stato un costante abbassamento negli anni di questa famosa lotta, e noi tra l'altro il Lecce e il Parma sono proprio le due squadre che stanno in quella zona pericolosissima. E noi abbiamo buttato punti con l'Udinese. In Premier è molto diverso, perché è successo, e rispondo all'amico Bellino, che tra l'altro conosciamo, veramente amico Bellino perché è sempre partecipe interessante, che a volte anche squadre che erano quasi retrocesse poi fanno delle partite, perché c'è un orgoglio diverso, un attaccamento allo stadio, ai giocatori, ai colori, eccetera. Fa piacere che De Laurentiis dopo 21 anni, e da quando tra l'altro è stato costruito il comando armato da San Paolo, qui nel 59, si è accorto che è asimmetrico. Potrebbe sentire ogni tanto le nostre trasmissioni che la pianta del San Paolo è asimmetrica, e che gli spogliatoi e la sala stampa sono sotto il terreno, cosa che io vi dicevo a trasmissioni, no, detto è un problema, ho scoperto adesso che è il problema del San Paolo che è asimmetrico, chiusa parentesi. Quindi è un'osservazione giusta, e attenzione, perché questa, a prescindere da questa lotta a scudetto che passa per Lecce e Parma, non so, questo fatto che ormai la lotta per non retrocedere è veramente scadente e si devono fare pochissimi punti, tant'è vero che l'Udinese, le cose, cioè, a novembre hanno finito il loro campionato, perché sapevano che ormai dovevano fare 7-8 punti, sono in quella zona di nulla, che non potranno arrivare in Europa e non possono retrocedere ma da settimane. Dicono che è bellissimo, chiaramente per questo dualismo Inter-Napoli, o Napoli 2.0, Juve 2.0 e Juve -1,
come le chiamo io, è interessante. Però ci sono tante cose da rivedere in questo campionato e uno di questi è rendere effettivamente competitivo già dalla lotta per il basso un campionato, ma è un argomento che non interessa veramente a nessuno. Cioè, io, il scemo quando sei solo tu, sei lo scemo del villaggio, quindi me lo dico da solo. Però invece l'amico Bellini l'ha notato, e ha notato anche la differenza con gli altri. Ovviamente tu ti vai a prendere, quando fai un riferimento, intanto chi è il leader in quel momento, che ha portato 4 squadre, 2 in Europa League, 1 in Conference League e 1 in Champions League nelle semifinali. Come ha detto bene il professore, non ci aggrappiamo a quella squadra che ha fatto l'esploit, tu devi vedere il sistema, e il sistema nel corso degli anni, se è costante, poi può andare, ha fatto dei ragionamenti corretti, non perché glielo devo dire io, perché animati da studio e buon senso. È vero, Diego integra e sono d'accordo. Poi al di là, se si parla di miracolo di Conte, io voglio integrarla questa cosa. Bisogna pure dire che Atalanta, Milan e Juve hanno fatto fetecchia e l'Inter non è stata tutta sta fortezza di imbattibili. Questo Meno è 12 corretto. rispetto all'anno scorso. Bravissimo, lo fatto vedere nello schemetto prima. Cioè, io qua ho fatto un video di recap tipo una settimana fa, dove nel titolo metto malissimo le milanesi, parlando proprio di questo, meno cioè nel 18 confronto con il l'anno Milan, meno 18 il Milan, meno 4 la Juve, meno 4 la Roma, che l'anno scorso ha cambiato alle ultime giornate l'allenatore. Il miracolo è dal 10° al 1°, anche per me, anche dal 10° al 2° è un miracolo, però mi rendo conto che se non è poi supportato da buone prestazioni e da calcio spumeggiante è difficile sostenerla. Vale, ma aspetta che ti voglio condividere questa cosa, perché poi i miracoli, soprattutto per chi è credente, lasciamo delle cose. Non è il caso. No, lo dico proprio per rispetto. Allora, devo mettere cosa, okay, perché non voglio sbagliarmi. Eccolo qua, vediamo se si vede, se non ho sbagliato. Vedi un po'? Sì. Si vede. Ok, ritorno sul coso perché io poi mi devo... Cioè, poi alla fine, a parte l'Atalanta, spero che si stia vedendo quello che... Sì. Cioè, Conte è uno che ha sempre alte percentuali, ha squadre molto forti, lo sappiamo, a volte la più forte, cioè, però uno molto ambizioso, cioè questo uno andare sotto il 60% gli girerebbero le scatole per anni. E chiuderà, tranne alla fine, con quelle 23 vittorie, secondo me 24, cioè, che vedete un po' difficile. L'Inter non vinse con quella percentuale, siamo un po' sotto. Quella partita col Como e col Venezia ci ha condannato, quindi, a parte che dovevamo ritornare in testa classifica con l'Inter, però cioè, è un allenatore che ha alta percentuale di vittoria. Detto, ma ha allenato solo grandi squadre, non sempre così, a volte qualcuno poi anche con grandi squadre stenta un po' a superare, poi comunque non supera il 50%, supera sempre il 60%, quindi, e non è facilissimo, quindi è uno che vince, no? Cioè, lo dice la sua storia, e andrà via da Napoli che nella peggiore delle ipotesi sarà secondo con... facciamo gli scongiuri di nuovo col 64-65%, quindi confermerà quella che sono i suoi numeri. Questo non significa sminuirlo, significa confermare quello che... Perché poi vai a vedere Inzaghi, Valerio, no? Tranne un anno, anche nella Lazio, superava il 50%. No, maestro Mazzarri, tranne un anno non lo superava mai il 50%. C'è della live in questo supporto. Conferenza stampa pure peggio dell'intervista. Lo sapevo che... Grazie Ale. Adesso recuperiamo. Poi volevo dire a Mario, non c'è problema il link della live, perché tanto il link è sempre diverso, quindi possono anche cliccarci sul link della live, possono entrare a gamba tesa nella live senza problema, e possono anche entrarci domani che non c'è nessuno. Non succede niente, tanto poi il link cambia. Domanda per entrambi, poi volevo ascoltare gli ultimi 2 vocali. Voi credete alla permanenza del mister o siete più pessimisti? Io vedo questa rosa facilmente migliorabile, puntellandola possiamo toglierci delle belle soddisfazioni con Conte. Vedo un clima sereno e mi fa piacere, quindi ma Rossi non segnava McTominay, capite che live usciva? C'è della live in questo supporto.
Ah, vedi, Simone era a Monza. È stato incredibile, non ci speravo più, vedi, perché poi vedendolo da là dallo stadio, anche Alessandro e altri amici erano là. No, Vale, prima rispondi tu, nel senso... Se arrivi primo, se ne va, e se arrivi secondo resta. Così l'ho dipinta. Secondo me è più complesso, vai, chiaramente si arriva Sì, è prima, chiaro. perché bisogna vedere, diciamo, su 5 cose che io ti chiedo, ma li voglio vedere, qua non è il Vate, quello è Conte, ce le voglio vedere adesso fattivamente, che 3 intanto sono fatte, 2 anche quando me ne Le stai per fare, Sì, ma anche, che è ovvio, metti che lui non rimane fino al centro sportivo, però può avere la soddisfazione, detto, se io sono stato l'uomo che effettivamente ha dato l'accelerata finale, no? E poi si spera uno venga invitato, perché hai questa soddisfazione, detto, ho contribuito alla fine a sbloccare questa indecisione atavica, no? Quindi non mica lo male come soddisfatto, perché lo stesso Benitez resta negli annali come il primo che ne ha parlato del business Quindi plan. bisogna capire, io proprio per la... stavo usando quella parola, almeno fatemi la serietà che ho avuto sempre nei vostri confronti. Non so quali sono gli elementi che posso intuirlo, hanno fatto un po' sbottare. Sicuramente una certa lentezza, perché se a settembre, e comunque ci è costato probabilmente lo scudetto, la partita col Verona non esiste proprio, si è iniziato male, e poi non fai lo stesso C'è errore. della live in questo supporto. Scusami Guido, non succede, ma se succede è stato credo il più bello dei 4. Simone, questa è una frase proprio di rottura, un commento di rottura. Molti stanno dicendo pure se vinco non mi è piaciuto proprio niente di quest'annata. Questo è il più bello dei 4. Io posso parlare solo di 2 perché gli altri 2 per me il più bello è il primo, perché ero piccolo, perché c'era questa gioia costante, perché mi vidi tante partite al San Paolo, tra cui il Napoli-Juventus, che è quella foto là dietro. Per chi mi dice, perché c'era Lucianone ancora in vita, nascosto tra i fotografi con Marisa Lorito, e non c'è più Luciano Crescenzo, che per me è stato un uomo molto importante nella mia vita, e quindi per me è il primo, ma non solo perché il primo c'è delle emozioni diverse che non mi potrà dare il terzo. Io l'ho ceduto ai bambini, agli anziani, e chi non c'è più. Mi sono tenuto una piccola parte, piccolissima, lo 0,00000, ma solo perché è stato bello condividerlo per voi. Ciascuno giustamente può avere, questo intanto non è stato ancora conquistato. Quindi, infatti, però dicevo, non sappiamo quali saranno le richieste di Conte, che chiaramente non tutte, nessuno nella vita può accontentarsi su tutto, però diciamo, se c'è una fattività del 8%, qual è poi tra l'altro la linea discriminante, no? Il 50%, il 60%, quindi io credo che lui sia stato molto chiaro, ha detto io non voglio fare brutta figura, lui ha detto insomma voglio proteggermi, l'ha proprio detto il sederino, Valerio, lo ascolterai, cioè, l'elemento di rottura c'è, perché avendo adempiuto questo obbligo morale di risarcimento nei confronti della città, e anche prima ha detto per la famiglia, perché era in difficoltà, ragazzi, il Bal sta andando molto male. Nel bilancio Film Mauro sono tutte voci negative tranne il Napoli Calcio, perché il Genoa è negativo, il Bari è negativo di pochissimo, quindi quello che lo traina è negativo di pochissimo, poi però non è un'esperienza sia da un punto di vista, insomma, l'ambiente barese è scontenta dall'inizio della famiglia De Laurentiis, non si è fatto infinocchiare, diciamo, rispetto al Vomero, al Bari. Quindi insomma lui ha detto è a posto da questo punto di vista, quindi se qualcuno dovesse dire ma tu avevi detto, no, io la coscienza è pulita perché mi avete dato tantissimo e vi ho ridato. Ha anche detto però è una piazza che mi dà tantissime emozioni, perché si sta emozionando, l'ha specificato, quelli che lo stanno attaccando, io mi trovo bene, mi trovo la mia famiglia, la vita, vedi, al contrario di quella che è sempre stata la narrazione. Conte è uno furbo, è uno che vince, quindi De Laurentiis non lo potrà attaccare in questo. Napoletano ha detto io con la vita privata va benissimo, però poi c'è di più, c'è la professione. Quindi lui ha detto la vita privata è andata meglio perché la famiglia, si mangia bene, c'è sempre il sole, il mare, là. Sono contentissimo. Allora vedi che quello che mi ero scritto qua può uscire subito, perché io mi ero scritto
Spalletti poi per vincere, Divanetto e Castelvolturno senza uscire mai. Conte invece adesso gli hanno rinfacciato anche che sta più al ristorante che non ad allenare, perché nelle ultime che è uscito subito il Conte out, te ne devi andare, cioè, vattene su, vinci e vattene, perché stai più a cena che non sui campi. È così. Mario ti chiedeva che studi hai fatto. Quello bravo, sì, quello bravo perché sono stato molto dispersivo e ondivago. Liceo classico, economia e poi leggere tantissimo, fin da piccolo, leggere, vivere la vita. Però, diciamo, non ho fatto il scientifico e questo E viaggiare, Guido, se non... Sì, perché tanto, in tante città, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Tunisi, non ve le cito tutte, ne parlavo con Giovanni. Infatti quando mi accusano di certe cose qui nel canale io mi faccio un sorriso perché ti cambia. Io nel 1985 i miei genitori mi hanno fatto fare una cosa bellissima, pur essendo un bambino, andai a vivere in Lussemburgo con la mia migliore amica e il papà del mio migliore amico, il papà della mia migliore amica, e avevo 11 anni, dovevo farne 12, infatti vidi la finale delle SEL, vivevamo a Lussemburgo però andammo a Bruxelles. E nell'85 è diverso, non c'era Ryanair, non c'erano i telefonini, non c'era internet, quindi tu potevi comunicare pochissimo con i genitori. E trovarti con bambini che parlavano 5 lingue diverse, regioni diverse, eccetera, nell'85 è diverso da adesso, che il mondo veramente si è ristretto. Intanto tu capisci che non esiste... C'è della live in questo supporto. Simone, sono tornato da Monza e ho lasciato la mia ragazza dicendogli scuse, sono McTommy sessuale. No. È impazzito Simone, grande. Wow, hai bloccato Guido in questo sorriso. Vai. Allora, per tutti e due, secondo voi tatticamente non è stato un azzardo di Conte lasciare fuori Raspa visto il pessimo primo tempo? Però vedi, questo nel senso, non abbiamo mai la risposta definitiva, no? Perché può darsi che iniziando stentava, eccetera. Quando io vi dissi che ce lo dovevamo tenere, era già dato per partente Raspadori, tra l'altro un noto collega l'aveva dato, non so chi era, e ho detto no, non esiste. Con Lookman, sì, era fatta. Sì. Capisco proprio niente di calcio, vale. Più vado avanti, più me ne rendo conto. Importante, vedi che almeno hai quegli uomini che non dico ti possono cambiare le partite, ma possono cambiare un po' il piano tattico, visto che non è andato bene. Tra l'altro oggi i cambi non sono stati così tardivi, perché uno l'hai fatto al 46esimo, non l'hai fatti all'82esimo, anche Simeone. Tra l'altro un gran tiro ha fatto Simeone. Sì, dici potevi rischiare, però Conte l'ha spiegata, ha detto io volevo avere il dominio della partita, il doppio play, è mancata che siamo stati oltre che molto lenti, quindi c'è una ragione, no? Avevano preparato un certo tipo di gara, una certa idea che poi non si è verificata e dovranno capire perché. Paura, ti tremano le gambe e riempivamo poco l'aria e quindi raggiamo, ma proprio poco, anche perché eri lento, ci arrivavi, quindi col senno di poi puoi dire sì perché vedi come è entrato bene. La cosa importante è che è entrato ma poi è un ragazzo serio, di testa, non è una mente calda, quindi col senno di poi possiamo dire sì, è ovvio, perché dite vedi poi ha dato quella qualità in più, però c'è da dire che non si è verificato quello che poi era il piano gara. Più che questo, sicuramente lo stesso McComiey ha detto noi dobbiamo analizzare nella breve conferenza dopo, cioè loro lo sanno quello che non è andato, bisogna capire perché, quindi lo sa vedi, allora il fatto che avevo notato che McTominay stava incazzati, cioè a fine partita non era la squadra contenta di aver visto, stavano incazzati che non era andato, perché comunque si allenano bene con uno staff, anche figure come Oriali che sicuramente danno i consigli giusti, loro sanno esattamente quello che non è andato, ma l'hanno percepito subito e si è capito, bisogna capire il perché non è andato quello. Guido, faccio un'anticipazione agli amici bellini, uno spoiler, mi hanno mandato in privato una foto e non lo so se uscirà, ma insomma la posterò, di Oriali che sorride con Rafa Marin come a dire le cose che ti ho detto, io mi sono immaginato, ovviamente non lo so, ma le cose che ti ho detto prima della partita, mi immagino questa figura che abbia accompagnato all'esordio il ragazzo che magari
da Conte non ha avuto grandi soddisfazioni, ma ecco la figura ulteriore di campo che ti fa da raccordo. Ma vedi, la mia preoccupazione, ce la siamo detta dall'inizio, no? Quando fu annunciato Reali, e io dissi, ma io ero contentissimo, anche se non è un giocatore del Napoli, perché serviva questa figura, quest'anno sono punti che ha dato pure lui, ragazzi, altro che, e punti che invece Reali non è, per nostra fortuna, Ibrahimovic, ma manco lontanamente, e che non si torni più indietro, nel senso, anche se dovesse andare via Conte, cioè non è che poi Edo sub i poteri, eccetera. Cioè, queste sono figure che hanno una vita nel calcio, ne hanno visti tutti i colori, e come hai detto tu, poi la preparazione psicologica durante la settimana è fondamentale nel calcio. La psicologia non solo, noi stiamo parlando di partite di calcio, chiaramente, ma è fondamentale. Questa è un'ulteriore preoccupazione, che poi non solo, vabbè, questo staff, chiaramente anche Oriali, però il nuovo staff, per risparmiare, perché Conte è uno staff molto ramificato, forse qua potrei sbagliarmi, quello più numeroso rispetto al passato, perché noi a volte abbiamo perso uno, no? Qualcuno dice no, io voglio questo in più, no, De Laurentiis questo è il tetto massimo, 6 persone, 2 persone. Conte gli ha imposto non solo il numero di persone, anche i suoi uomini. Questo è un passo importante che io spero che non devi perdere. Sì. Domanda su Anghissà, arriva proprio a lui, gliela fanno proprio a lui. C'entra qualcosa con le esternazioni di Conte? Sono tanti, lieve, anche perché a dispetto delle narrazioni da sit di assoluti, tu hai svenduto il più grande patrimonio della Serie A, non del Napoli, che quest'anno ci troveremo nella lista dei 30 finali del Pallone d'Oro, lo possiamo già dire adesso, che si sta andando a fare una semifinale di Champions League, svenduto, perché lo puoi vendere, ma non a 70 milioni. E l'hai sostituito con Okafor, di una squadra che non è in classifica, non è che dice Real Madrid pieno di talenti, ce ne ha talmente tanti che insomma è costretta a cedere 3-1. Arda Güler, per dirne uno, ti vai a prendere il giovane Okafor, che non è entrato manco oggi, vabbè, in difesa ti sei fatto prendere per il naso, tanto e il rinnovo di Anghissà è questo, cioè, ci sono tanti elementi, e soprattutto vedi, quando ci fu la conferenza stampa di Mann, oggi mi apprenderò un sacco di critiche, ma chi se ne cioè quella scena che poi è diventata testamentaria per ragioni drammatiche, cioè l'ultima apparizione di Q nella saga di 007, l'ultima, che poi sfortunatamente lei Smith morì per un incidente d'auto, e che lui nel 007 diceva ma lei non vorrà andare in pensione, no? Dice, sì. Detto, io ti ho insegnato sempre 2 cose 007, lui dice quali? La prima, mai farti vedere sanguinante, e la seconda, avere sempre una via di scampo. Ecco, quella conferenza stampa fu l'esatto contrario di farsi vedere sanguinanti e non avere una via di scampo. È vero. Vai, Phil again, adesso devi andartene dal canale, proprio adesso, vi sto seguendo con impegno e dedizione, ma basta cagate. E che ci fai qua? Cioè, la tua voglia di seguire cagate, ammettiamo, no? Yes, stiamo dicendo cagate, perché noi la voglia nostra è di mettere merda sull'etere. Perché stai qua? Vattene via! E invece no, è triste e sta sempre qua. Il locale è triste e sta sempre qua. Domanda per Guido, ma suo avviso attualmente che rapporto c'è? Proprio quello stava dicendo, tra Conte e ADL. No, mi fa ridere perché io vi ho confessato una cosa personale, cioè la Sicilia che dici porta la bellezza del calcio, e questo mi viene a dire sta cosa, meraviglioso. No, vabbè, io questo ne parliamo noi in privato. Ma io sono troppo orgoglioso. Noi non potevamo arrivare a 26.000, che poi è il numero. 26.000 è un numero simbolico, è Koulibaly, ma è un numero simbolico di quelli che hanno deciso di cliccare su iscriviti, e vabbè.
ma poi sono 50 e passa mila che guardano i video ogni tanto, perché io ho i numeri e lo so che di spettatori unici siamo oltre i 50.000. Quindi è inevitabile che troviamo quelli là che hanno proprio un cervello selezionato in questo modo, cioè come linguaggio. C'è come della voglia live di in dire questo le cose. supporto. Mentre Simone non si ferma più e vuole fare le donazioni ad ADL per i campi. Vuole dare una mano. Grazie, Io Simone. posso fare alla domanda precedente, no? Al buio una valutazione, però potrei sbagliare perché poi non sono in mezzo a loro due quando chiacchierano. Aurelio De Laurentiis è un imprenditore serissimo. A mia memoria non è mai stato coinvolto in nessun tipo di scandalo sessuale, finanziario, cioè, poi i suoi film non sono per me il mio riferimento culturale cinematografico. Un sergente di ferro perché attentissimo alle spese, cioè, quindi puoi dire a volte dice parolacce, sì, quella è una cosa che a me non piace, lo dice anche Ricci. Però diciamo, intanto il suo percorso imprenditoriale è un percorso specchiato. Che è diverso dalla narrazione Elvà dell'Istituto Luce, perché poi non devi dire grandissimo successo dei film, che ha fatto 120.845 biglietti, sono andato a vedermelo, il dato. Vabbè, ha sempre stimato Conte, perché Conte De Laurentiis ama molto la cultura del lavoro. Guido, non ti bloccare che dobbiamo rispondere a tutte le domande. D'altronde questa mia definizione, cioè di contatti molto lunghi nel cinema, di squadre sempre le stesse, no? Di tecnici, di registi. Quindi figurati, due persone che sposano l'idea comune della cultura del lavoro già hanno un elemento in comune molto importante, secondo me. Poi ci saranno anche dei rapporti umani. La moglie di De Laurentiis è una gran signora, cioè a Napoli è vista da tutti benissimo, perché poi è l'elemento che smussa a volte degli spigoli, anche se lei è svizzera, no? È più appassionata. Quindi sicuramente ci saranno degli aspetti umani che noi non conosciamo, però intanto ci sarà un elemento comune della cultura del lavoro, anche di riconoscere che Conte è uno che ha ottenuto dei risultati nella sua vita e De Laurentiis ha ottenuto dei risultati nella vita e non è stato coinvolto in situazioni strane, ambigue. Penso, intanto queste sono valutazioni che possiamo sentire, a me non mi sento di dire, poi lui ha messo in mezzo le due famiglie, quindi significa che avranno anche passato dei momenti comuni che sono fatti loro, però, perché l'ha rimarcato più volte. D'altronde l'anno scorso No, non ti fermare. La caduta dall'Europa ed era un vanto, era l'unica squadra che negli ultimi 13 anni, ma proprio a livello di immagini, non aveva mai cambiato 3 allenatori nella stessa stagione, ci sono state tante cose che sono andate male. Io credo che ci siano elementi umani che non conosco nel dettaglio ed elementi professionali che insomma li possono accomunare. Poi chiaramente sono diversi per altre cose, credo questo come buon senso. Poi quella persona ha detto quella parola e anche questa sarà una puntini. Allora, visto che penso che a questo punto si riferiva all'argomento Kvara, evidentemente le cagate, le cazzate e le stronzate, devo rispondere a Paolo Margiotta. Qua bisogna intervenire, non diciamo stronzate. A Kvara è stato offerto un rinnovo immediato con stipendio da top player. Non lo ha svenduto, se ne è voluto andare lui, trattavano da mesi col PSG. Io non ho la presunzione, Paolo, che tu mi segua con assi tutti i giorni, tutte le cose che faccio così. Quindi mi prendo la briga, me lo sono mandato dal telefono, di ricordarti questo tweet proprio per fare una ricostruzione storica. L'ho fatto in passato, mi perdoneranno chi ha già ascoltato queste cose. Questo è il tweet della Società Sportiva Calcio Napoli, dove smentiscono qualsiasi tipo di trattativa con gli agenti, dice con unica fonte gli agenti del calciatore, si tratta di cazzate, vedi, parlando di stronzate. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore, il cui contratto scade tra 4 anni. Non lo ha fatto Meluso, né Maurizio Micheli, né De Laurentiis, né Andrea Chiavelli. Questo è il 9-5-23 e potrebbe essere sia il 5 settembre sia il 9 maggio, perché io ho la data americana e quindi non so qual è. Fatto sta che quando tu scrivi una cosa del genere in pubblico, quindi potremmo anche averglielo offerto, ma tu in pubblico lo tratti così. Quando ad ogni conferenza dici una cosa, il signor Kvara non segna da marzo,
E questo uno dietro all'altro, le varie interviste. Stai trattando malissimo il tuo più grande asset societario, perché il Napoli non ha strutture. Tu hai l'unico asset che hai è il e sono i calciatori. Tu hai quel giocatore e invece di fargli il rinnovo automatico stai dicendo una cosa falsa, il rinnovo immediato, perché lo dovevano fare e lo hanno fatto con ritardo ad Osimhen di 10 volte il suo stipendio. Dopodiché, quando i buoi sono usciti dalla stalla è tardi, gliene puoi offrire anche 15, come l'hai offerto a Koulibaly quando era già stato venduto. Lo scherzetto oramai è conosciuto, non possiamo andare dietro al discorso ma io gliel'avevo offerto, nel frattempo lui aveva deciso di andarsene. Non devi arrivare al punto in cui se ne vogliono andare. Questo è il mio discorso. E quindi non mi chiamare dietro le stronzate, perché ti contesto la bugia che dici offerto rinnovo immediato. Assolutamente no. Vai qui. Vabbè, comunque, siccome giustamente io devo rispettare che il parere delle persone, lo sai come sono fatto io. Però motivo... Parere sì, però non mi si venisse a dire... No, la cosa tua sì, quella è una falsità storica. No, una falsità storica. Età di Kvaratskhelia, 42, 32, cioè un'età 23 che ha fatto come 24 anni. Anni di contratto ancora 2 e mezzo. Quindi non è 1 anno e mezzo come a volte sembrava, che ormai è in scadenza. Cioè. Un anno, una stagione e mezza fa, miglior giocatore della Serie A, è entrato nella, quant'era, 11° nella classifica del pallone d'oro. Cioè. Non sono... È sempre in doppia cifra che gol e assist. Tra l'altro comunque i fatti dicono che è andato a Parigi, vabbè, le figurine... Cioè. Se uno vince non è buono, non è che sta facendo male, anzi, cioè, qui ci sono, se Comuzzo veniva valutato che non si è riuscito a comprare a 40 milioni, tra l'altro si dice che gennaio è più caro come mercato rispetto all'estate, come viene 70, poi bisogna vedere se saranno 70, perché poi quando escono i bilanci scopri che sono un po' di meno le cose, è sempre un po' di meno di quanto ti è stato contato, ma io ho dovuto 1,5 milioni in meno qua, 1,5 milioni, l'unico esatto era 30 milioni di Liston, quindi c'è andato, che poi Nathan è costato 9, Khedira 3, Caprile 2, Karius 11,5. Io ho dovuto rivedere come Elmas non è stato venduto, come avevamo detto, a 32, a 28 eccetera, ma a 24, come Lozano a 12,3, ma ormai era finito l'ammortamento, perché uno poi deve correggere questi dati e li correggi, va vero che il Transfermarkt è preciso, eccetera, però poi quando esce il bilancio tu vai a vedere l'esatto importo che è stato pagato o è stato versato nel pagamento. Ragazzi, la gente non perde questo tempo, ne hanno tutto il diritto, io sì. Quindi intanto noi diamo buoni, intanto alcuni dicono 70 e 70, per me 70 sono pochi, e una mia valutazione la devi rispettare, caro signore, perché rapportati a determinati giocatori della Serie A che non hanno il loro storico, non hanno come si chiama, sono pochi, e anche di altre nazioni. Io non dico non devi vendere, il traditore eccetera, ma un giocatore che meno di 100, ma soprattutto a gennaio, non esiste proprio, e 100 ti sto trattando. Quindi noi abbiamo venduto il miglior asset della Serie A, non del Napoli, a un prezzo che è alto rispetto al prezzo 11,5, valore del giocatore, l'età del giocatore, il contratto che ha ancora 2 anni e mezzo, e attenzione, un uomo come Enrico Fedele che gliene dice di tutti i colori a De Laurentiis, quindi non sto prendendo un esempio di uno che sta sempre a leccare De Laurentiis, ha spiegato tecnicamente, che questo ho fatto per tanti anni di mestiere, come la cosa che vi hanno raccontato, l'articolo, come è una cazzata, e anche se fosse vero torna indietro al Napoli, perché lui ha spiegato con i numeri, e sto citando una persona, non faccio come gli altri gli sciacalli, nome e cognome, che tutti dicono provoca sempre, ce l'ha col presidente, quindi dovrebbe essere l'esempio più sbagliato, perché dice quello che di solito, come ha detto, non è così, è così, così, così. In più, se tu richiedi questa clausola, la società può essere rimborsata in parametro al suo stipendio. Quanto è il suo stipendio? Non gliel'hai mai mandato, ti è tornato indietro il boomerang. È chiaro, perché si parla di questo ricatto, eccetera, eccetera. No, ma infatti tu non ci devi proprio arrivare. E poi ricordiamo che il discorso dell'articolo 17 è l'ultimo non lo fa nessuno, cioè si contano sulle dita di una mano quei giocatori che lo hanno fatto e poi sono spariti dal circondario, e non credo che si sarebbe arrivati. Ma se tu sei arrivato a quello vuol dire che l'hai gestita male. 1 anno, 2 anni, glielo dovevi fare subito, glielo dovevi fare immediato, non dovevi proprio arrivare a tutto questo.
Sì, poi la gente dimentica delle cose, cioè già il primo anno quando De Laurentiis lo umiliò pubblicamente, poi comunque tutti, ha fatto i rinnovi a tutti, a Mario Rui che poi se n'è andato, a tutti, Politano. Politano, tutti. De Lorenzo ha fatto il rinnovo sul rinnovo perché c'aveva tutti, Osimhen il retrattivo, cioè, e lui era l'unico scemo del villaggio. Comunque, capitolo chiuso. Io sto dicendo che purtroppo, e quello è un fatto vero, l'hai venduto a gennaio, visto che a gennaio te lo fai pagare di più, non di meno, quindi significa che estate lo vendevi a 50. Ah. No, vabbè, l'unica questione che D'altronde si può Valerio fare... Traverlo perché, vedete, scusate, poi le cavate, con i punti di prima dite voi, Traverlo adesso, giocarsi i playoff con Fara e averlo dopo i playoff per il Paris Saint-Germain probabilmente le cose cambiano, no? Dici tu perché non potevano, perché è arrivata questa cosa, non potevano pigliarselo a giugno oppure così, no, gli è servito, tant'è vero che dice che uscivano e me li ricordo perché anche io nella speranza, ma non se lo prendono così, ma c'hanno Barcolà, c'hanno Doué, c'hanno Dembélé che sta facendo la migliore stagione della sua storia, quindi gli serve pure il Kvara, lo prendono, lo mettono in panchina e invece no, andatevi a vedere il minutaggio che sta avendo, lo metti a destra, lo metti a sinistra, sono gli altri che stanno girando un pochino intorno a lui, diciamoci la verità, perché Barcola sta giocando almeno delle partite che ho seguito io anche di Champions, ruotano gli altri onestamente. Comunque, senza doverci tornare, l'importante per me è dire a Paolo che se diceva è stato offerto il rinnovo immediato, no. Ti ricordi male oppure ti hanno detto una cosa sbagliata, perché c'è il tweet e oltre al tweet ci sono tutti gli altri rinnovi che citava Guido nel frattempo e tutta una serie di uscite pubbliche che non possono poi riportare. E anche se la pareggi l'offerta è finita oramai, La vuole cambiare gente sottovaluta che ogni persona ha il suo carattere, la sua ambizione, la sua carriera, quello che vuoi, anche la sua considerazione di se stesso. Ovviamente le persone possono avere un ricordo bello, amorevole, romantico, vincente di Mazzarri, ma quella è stata la pietra tombale. Allora il papà di Clara lo disse che per loro era un anno perso essere allenati da Mazzarri, per loro era un anno perso non andare in Europa a confrontarsi con quell'anno è stato destabilizzante. E tu dici, vabbè, lui ha avuto Conte, e Conte infatti non è che se l'è legato al dito, per lui è stata una sconfitta non avere il carisma sufficiente per trattenerlo, ma il problema non è solo un fatto di conti, e ho ragione io per il bilancio, cosa serviva, ma anche il fatto che Clara quest'anno si sarebbe perso un altro anno senza coppe, eccetera, e per lui comunque sarà una maturazione aver fatto i 16esimi, gli ottavi, e che ottavi col Liverpool, l'Aston Villa, ma si farà una semifinale a 24 anni con Napoli quest'anno, non solo non fa la semifinale, non avrebbe fatto le coppe, perché voi considerate il Vomero, cioè quello che parla e la vita si ferma al Vomero, e invece per quelle persone c'è anche un mondo dopo il Vomero, e ricordo sempre che non è una mia espressione caduta di stile, eccetera, una citazione per chi la vuole cogliere, raffinatissima su un passaggio di un libro di Luciano De Crescente. per chiudere il discorso con Paolo, perché poi non voglio monopolizzare la live. Proprio il discorso di Osi, no? Hai rinnovato proprio solo per non perdere la zero, non era mai un'opzione che rimanesse. Appunto, appunto, e a maggior ragione uno si sente, oh, tu hai rinnovato a questa e gli hai dato, è stato più all'estero che in campo. Io mi sto facendo un cuore così. Resta nel mio cuore che Kvara comunque è stato uno dei migliori l'anno scorso. Il resto del racconto del calcio ti diranno che ha fatto un'annata pessima e che ha smesso di giocare a marzo. E purtroppo lì non ci posso fare niente, è la mia parola contro la tua, sono i numeri che non vuoi vedere, eccetera, eccetera. Ma proprio per questo, a Osi gli hai dato quello e quello, per venderlo, e a Kvara che stava giocando... Il tuo parere... Se lo offendi di queste persone non vale niente, quello che vale è che Conte non l'ha presa bene, questo sicuro. Quindi no, è chiaro. Io poi in questo modo. No, e volevo chiudere, la cosa che volevo dire per chiudere, e poi mi sono fatto prendere, voglio vedere a quanto lo vendiamo Osi. Sono curioso di sapere se Osi lo vendiamo a più o meno di Kvara. Questa è una curiosità mia, perché ce ne avevano offerti, se è vero che ci avevano offerti 200 per la coppia. Vediamo se Osi riusciamo a venderlo a 130. Vale, non mi puoi fare, questo è un ragazzo che è mentalizzato poi può darsi che non ci riesce. Io gli auguro il meglio di vincere tutto quello che può vincere nella vita, lui, perché sono l'ultimo dei romantici, poi sono un uomo d'amore, come diceva il buon Luciano.
però non è detto che tutti vincono. Però questo è mentalizzato. Kvara già vinto, noi l'abbiamo visto, è arrivato giovanissimo, Giorgiano, e ci ha vinto uno scudetto da protagonista, non da comprimario nel Napoli. Era mentalizzato, perché veramente tu dovevi costruire la squadra attorno a questa stella, avresti avuto 10 anni, perché poi giovanissimo, abbiamo subito visto un ragazzo, Hamsik sarà sempre il nostro cuore, non voglio paragonarlo, però ti danno quell'impressione di essere uomini prima del previsto, no? O sì, devi prendere pregi e difetti. Siamo in chiusura perché è finita anche la partita della Roma che ha vinto con il Verona. Mi ero dimenticato, tenevo i vocali. Rispondo a Francesco, sono tornato dallo stadio da poco. La partita del Napoli è stata sotto ritmo e probabilmente la più brutta da molti anni. L'unico che merita sempre è Politano. Rachmani non può costruire. Vedi poi dallo stadio. Francesco, io a Politano penso che darò un voto non altissimo, perché il gol che si è mangiato, io sto ancora urlando, e lì è un'occasione, era Raspadori che l'ha messo in porta, quindi l'ha toccata una volta almeno di troppo, prima di tirare un tocco in più, però sono d'accordo con te, se la rivedrai 1, 2, 3, 4 tiri. Che poi stava in uscita, poteva fregarlo sul tempo il portiere in uscita, anticipando il tiro. Comunque, vabbè, rivedrò tutta quell'azione. E su Rachmani in costruzione ho capito quello che intendi, perché molto spesso Lobotka era chiuso e quindi finiva Rachmani avanzato per cercare di impostare, e lì non è stato molto preciso, molto giusto. Riusciamo a recuperare gli ultimi vocali. Vale, comunque io credevo che Antonio stava iscritto al canale, non lasciava like, si vedeva i video, ma se in conferenza ha detto il tifoso napoletano se non vince diventa cattivo, ha detto. E allora i video dove tu dici crescere è l'unica cosa che conta non s'ha visto. Però forse parla degli altri tifosi, non di noi. Finiamo con quando si parla di ADL viene fuori tutta la mediocrità non solo di questa piazza, ma proprio di un popolo abituato ad arrangiarsi, ad avere quel poco e a dover anche ringraziare il Signore, con la S piccola, che quel poco ti dà. Dobbiamo crescere anche da questo punto di vista. Va bene ringraziare, ma bisogna puntare a crescere, a migliorarsi, quindi pure a criticare. È il discorso proprio della crescita. Il problema è che molti in questa piazza sono troppo napolicentrici. Non si rendono conto che fuori dai nostri confini ci sono società con una storia e un palmarès che è 5 volte maggiore alla nostra. Non faccio la lista perché sennò il vocale diventa troppo lungo. Però dico, andatevi a informare. Grazie a Peppino. Guido, io voglio chiudere, e questa è un'idea che mi è venuta e non te l'ho detta, quindi come al solito ti prendo in contropiede così. Voglio chiudere con una rubrica che però vuole essere una proposta, cioè noi chiudiamo le live con la domanda di Guido alla community. Non devi averla adesso, ci pensi per la prossima, però l'idea è questa, cioè noi non dobbiamo dare sempre delle risposte, perché ci fanno delle domande e delle risposte. Noi alle volte vogliamo porre delle domande, porre dei quesiti e avere dei dubbi. Cosa chiede Guido alla community, o cosa chiede Guido in generale? Farsi una domanda, una risposta che poi può venire nei commenti o semplicemente può scaturire una riflessione. Pensaci. Ma intanto veramente non la preparo. Voi sapete che quando io lo faccio sempre così. Non è poi invece ci siamo. Parto da un fatto personale, no? Che non vi racconterò, nel senso mi hai dato proprio questo spunto. Se volete potete raccontarci come è cambiata, non parlo per il calcio Napoli, attenzione, la vostra percezione, la vostra onda emotiva nel calcio in questi anni. Io la so, no? Da bambino, da adulto, eccetera, cosa mi sono. Io ho sempre detto, e chiudo, che non sono come per i film qui per togliervi la passione, mai, e qualcuno si arrabbia. Se la partita va vista con passione, prima e dopo cerchiamo di ragionare, capire tutti insieme e impararci. La mia domanda è, se poi può anche non essere cambiata, vedete, dico cambiata, non peggiorata, migliorata, è cambiata. Secondo me può essere interessante. È anche una risposta a questa volgarità e questa rabbia che c'è
a volte, non mi riferisco a voi amiche belline, a volte troppo nel calcio, perché a me è cambiata perché c'è una maggiore, quindi posso dare la mia risposta, consapevolezza, e questo chiaramente ti fa vivere certe cose in maniera diversa perché sai che non succederà. Però la partita in sé per sé, ve l'ho sempre detto, godo anche di un gesto atletico. Chiudo, cioè non è giusto che una persona di 50 anni pianga per neanche una partita d'addio, perché Luka Doncic torna a giocare a Dallas e fanno quella cosa. Io non sono nato a Dallas, non sono nato a Los Angeles, non sono nati i miei genitori, non abbiamo studiato lì, siamo stati a Napoli. Ecco, gradirei che ogni tanto mi facesse piangere il mio presidente per il mio giocatore. E ho pianto perché è stato un momento bellissimo di sport, e parliamo di uno sport che è fortemente legato allo spettacolo e ai soldi. Per chi non l'avesse visto, quando i Lakers hanno ospitato Dallas hanno fatto vedere un video con le immagini di Anthony Davis perché è passato a loro. È stato un momento molto bello, emozionante, anche grande gesto della presidente dei Lakers per dire la specificazione, perché questa trade è stata, come si chiama, ci si aspettava cosa avrebbe fatto Dallas, perché Luka Doncic, lui pensava di rimanere a vita a Dallas, veramente hanno fatto una trade senza che lui lo sapesse. Quando c'è stato quel video lui ha pianto, è stato un momento emozionantissimo. Ma quando ho pianto io, perché lei che stanno stravinto, lui ha fatto Welcome to the community. 1 minuto e 38 dalla partita, alla fine della partita allenatore del Lakers, perché è sport, Valerio, è sport prima di tutto, l'ha tolto dal campo, c'è stato più di 1 minuto e mezzo di ovazione, si è fermato LeBron James e si è messo a fare così. È stato un momento toccante e io a 50 anni mi sono messo a piangere. Vorrei chiedere quando mi sarà consentito piangere e onorare. Buona Pasqua a tutti. Grazie a Guido Gentile. Mi è venuto così sta cosa di una domanda così. Grazie a tutti amici bellini, siamo diciamo secondi in classifica, perché ovviamente la differenza reti, però secondi no, siamo spareggi però a Milano, e adesso domani ADL ha detto di non gufare, che lui non ama gufare, quindi noi invece di gufare apprezziamo magari un allenatore emergente che sta cercando di smussare le sue cose, quindi vediamo Italiano che cosa fa. Da New York Valerio Fluido è tutto, lasciate like finali e scrivete il vostro come cambia il vostro rapporto con lo sport, con il calcio, con la partita. Un abbraccio, la sigla. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Guido dov'è? Sei lì. Prego Guido, comincia le danze. Vai. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare. Ero abbronzato in quel video là, ero più abbronzato. Hai ragione Fabio, poi lo tolgo, ma mo sta portando bene, quindi lo tolgo. Nel frattempo lo lascio ancora per un paio di partite, poi vediamo. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.